Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è venerdì 14 giugno, avremo due ospiti. Il primo sarà Mirko Martini, consigliere comunale di Noi Moderati, dalle 8 alle 9 con noi. Il secondo sarà Alberto Pasino, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco. Andiamo con ordine, con la pagina meteo, sempre dal sito dell'Osmer regionale. Nei prossimi giorni sul Mediterraneo si consoliderà un anticiclone con aria più mite e secca in quota, mentre sull'Europa centro-settentrionale sarà presente una depressione atlantica con correnti più fresche e umide, che nella giornata di sabato lambiranno la regione favorendo una maggiore instabilità. Le previsioni di oggi: tempo stabile con cielo poco nuvoloso su bassa pianura e costa, mentre su alta pianura e zona montana cielo variabile per il passaggio di velature ad alta quota. Non si esclude nel pomeriggio qualche locale debole pioggia sulla zona montana occidentale. Durante la notte e al primo mattino soffierà Borino sulla costa, dal pomeriggio venti di brezza, temperature minime 14-16 gradi, massime 21-23 gradi centigradi. Per domani su costa e pianura cielo poco nuvoloso o al più variabile verso le prealpi. Sulla zona montana cielo nuvoloso, possibili rovesci e temporali isolati, più probabili del pomeriggio sui monti e in serata anche sulle altre zone. Per domani le temperature minime previste tra i 16 e i 18 gradi, le massime tra i 22 e i 24 gradi centigradi. Andiamo a leggere la prima pagina del Piccolo. G7, intesa sugli asset russi. L'utilizzo dei fondi per l'Ucraina, Giorgia Meloni dice, non è una confisca. Scontro con Macron sull'aborto. Zelensky si aspettava decisioni importanti al G7 in Puglia e così è stato. Il summit di Borgo Egnazia, presieduto da Giorgia Meloni, che ha accolto il leader ucraino nella prima giornata dei lavori, ha rinnovato il patto per il sostegno politico, militare ed economico all'Ucraina, senza incertezze, nonostante i quasi 2 anni e mezzo di guerra. Gli Stati Uniti, sponsor principali di Kiev, questo sostegno lo hanno blindato con un ambizioso accordo di sicurezza decennale firmato a Joe Biden e Zelensky. L'altro titolo: nessuna falla sull'Audace, disposte nuove verifiche riguardo l'incidente al largo di Grado. La procura di Gorizia dice naufragio colposo, da chiarire l'origine del carico di acqua a prua. Naufragio colposo contro ignoti, scrive l'articolo. È l'ipotesi di reato per il quale si indaga, iscritto nel fascicolo aperto dalla Procura di Gorizia sulla motonave Audace. E c'è un aspetto assodato: lo scafo non ha squarci, è intonso. Ieri mattina la Capitaneria di Monfalcone, al comando del capitano di fregata Giuseppe Siragusa, deputata ad eseguire le indagini di polizia giudiziaria, ha interloquito con la Procura in tal senso. Le onde, il vento e la nausea, fortunati a essere vivi, le testimonianze di chi era a bordo dell'Audace. La fotonotizia, basket, il ritorno di Trieste in Serie 1, il sogno si è avverato, la festa, le reazioni e il futuro. Diverse pagine all'interno del Piccolo che ripercorrono il campionato, i play-off e guardano anche al futuro della squadra di basket della città. Un lavoro dopo la laurea, Trieste e Udine al top. Questo è il rapporto Alma Laurea. Le università di Trieste e di Udine sono tra le più attrattive internazionali e con maggiori possibilità di trovare occupazione. Se l'Ateneo Giuliano conferma la sua vocazione marcatamente internazionale e la sua attrattività per gli studenti stranieri, anche in quello friulano la condizione occupazionale dei laureati si conferma nettamente superiore alla media nazionale, lo dice il rapporto Alma Laurea che è stato presentato ieri all'università. La cronaca, il vescovo Trevisi, giusto chiudere il silos ma con alternative. A pagina 25 l'articolo. Rifiuti abbandonati e discariche abusive costano 600.000 euro, a pagina 22 firma di Laura Tonero. Polemica a Muggia sull'auto di Polidori, la replica a mie spese, lo scrive Putignano a pagina 29. La magia di Muti ad Aquileia, stasera il concerto per la pace, il grande giorno è arrivato, tutto è pronto per il concerto di Riccardo Muti e se ogni volta che il maestro sale sul podio è un evento, quello di stasera può definirsi un evento al quadrato per 2 motivi. Il primo è l'eccezionalità del luogo che lo ospita, la Basilica di Aquileia. Il secondo è l'intensità del periodo che Muti sta attraversando.
come detto, questa sera il concerto per la pace e dunque la prima pagina del Piccolo l'abbiamo vista. La prima pagina del Corriere della Sera invece, nella sua veste speciale, visto che si occupa degli europei, abbiamo un sogno nel cuore, scrive Fabrizio Roncone. Una sola possibilità per entrare dentro l'avventura di questo campionato europeo e provare a divertirci anche stavolta. Dobbiamo prima raccontarci la verità sulla nostra nazionale, che domani a Dortmund gioca in Germania la sua gara d'esordio, tutta la verità senza farci sconti. Più ci diciamo bene come stanno le cose, più tutto quello che succederà agli azzurri e a Luciano Spalletti sapremo valutarlo con calma, senza ansie, con leggerezza e magari pure con lampi di allegria. Poi chiaramente l'articolo prosegue, leggiamo solo le prime battute. Nazionale italiana di calcio nell'impaginazione a doppia finestra con la foto di squadra della spedizione azzurra. Chi è stato attento è riuscito a scorgere anche il volto, lo rifacciamo vedere, di Gianluigi Buffon, qui è piccolina l'immagine, magari non è chiaro, vicino all'allenatore Spalletti. Anche l'ex portiere della nazionale e della Juventus sarà dello staff nella spedizione azzurra in Germania per l'Europeo, che comincia domani per l'Italia contro l'Albania alle 21. Siamo fatti della stessa stoffa, il titolo della pubblicità con la maglia azzurra. La prima pagina del Corriere della Sera, che invece si occupa delle notizie, diciamo, extra sportive, è quella che vediamo in questo momento. G7, tensione Macron-Meloni, tra Biden e Zelensky, accordo per 10 anni sulla sicurezza. Il presidente ucraino, giornata storica, ha detto. Qui i leader del G7 che guardano l'esibizione dei parà, da sinistra Kishida con un collaboratore, Giorgia Meloni, Sunak, Trudeau, Macron e poi von der Leyen, Scholz e Biden. Questi gli attori del G7. Chiedo scusa, è il G7 che ha luogo proprio in queste ore. Il leader francese, aborto, rammarico per la scelta italiana. La Premier dice non si fa campagna elettorale al summit, oggi il Papa. Questo è il botta e risposta tra Macron e Giorgia Meloni. Basket, lo scudetto rimane a Milano, sconfitta a Bologna e solleva dunque la squadra milanese la coppa del campionato di basket di Serie 1. E poi una vita in cella da innocenti, i mostri di Ponticelli, a pagina 42, scrive Roberto Saviano. Un'Europa costretta a crescere, note geopolitiche nell'articolo di fondo di oggi a cura di Angelo Panebianco, la rete di Bolloré e lo spettro di De Gaulle, il reportage da Parigi che rimescola i temi politici e diplomatici. Uniti sui fondi russi, parla a Sullivan per gli Stati Uniti. Diritti, la linea del Colle, i grandi e la cena con Mattarella, guardando alla politica interna. Puniti i deputati della Rissa, ancora urla e cori in aula. Iezzi sospeso per 15 giorni, le opposizioni in piazza. Per la Rissa alla Camera sono 11 deputati sospesi dall'ufficio di presidenza e tra questi anche Iezzi, 15 giorni di interdizione. E Donno, 4 giorni per lui, ma anche ieri si sono registrate nuove tensioni sia alla Camera sia al Senato, dall'opposizione che il prossimo martedì scenderà in piazza con cori, intonando i cori di Bella Ciao e slogan ripetuti, fuori i fascisti, la russa dice Arachiri con il G7. ITA Lufthansa, un passo dal sì, le condizioni dell'Unione Europea sui voli e l'inate, le nozze tra le compagnie aeree. Poi le liti, gli insulti dell'arcileghista, il legame con Salvini, noi per Ursula, il PPS è leale, feedback socialisti europei guardando alla futura coalizione di maggioranza nell'Europarlamento. Viva, viva il tricolore, scrive Massimo Gramellini nella rubrica Il Caffè, che torna sui temi politici. Sicuramente la scena del Parlamento italiano con la rissa e tutto ciò che ne è conseguito non è assolutamente un modo nobile per affrontare i temi politici, visto che poi sono tanti gli argomenti che devono essere ancora affrontati e tanti nodi che devono essere risolti nel Paese, e quindi vedere poi che ci si azzuffa come se si fosse al bar non è sicuramente un messaggio nobile per gli elettori, almeno quelli 50% e poco più che continuano
a esprimere preferenze. Al G7 tra Parigi e Roma scoppia un caso sull'aborto, Macron rammarico per la scelta dell'Italia e Meloni sbagliato fare qui campagna elettorale, hanno detto i due scambiandosi queste punzecchiature. Gli sguardi gelidi e il baciamano, l'ira della Premier con il leader francese, esagera anche un po' il giornale parlando di ira, sono stati momenti sì di un po' di gelo, ma non ci sono state voci grosse da parte dei due. Paracadutisti con i vessilli dei 7 paesi, parte della cerimonia del G7, le firme con il pennarello sul logo del vertice, l'Air Force One parcheggiato all'aeroporto di Brindisi con quindi il mezzo che ha portato il presidente Biden oltreoceano. La cena dei grandi, diritti e persone, il monito di Mattarella al Castello Svevo assente Biden, era stanco e quindi era assente. L'ex No Global seguace di Gesù Luca Casarini sarò in Puglia ma con i frati francescani, ha detto. Ancora una pagina su questo summit, il patto decennale tra Stati Uniti e Ucraina, un ponte per Kiev verso la NATO. Torniamo ai temi locali con il piccolo, andiamo all'audace, nessuno squarcio, la procura di Gorizia indaga per naufragio colposo, 0 falle sulla motonave che ha rischiato di affondare. I militari della Capitaneria di Porto stanno lavorando per capire le cause dell'accaduto. APT Gorizia annuncia la presentazione di una denuncia e Assoutenti chiede indennizzi a favore dei passeggeri. Abbiamo realizzato un servizio che riepiloga le ultime notizie che riguardano questo incidente, chiamiamolo in questo modo, della motonave Audace una volta lasciata Grado e quindi in mezzo al Golfo. Sentiamo il servizio. Dopo il rischio affondamento 5 miglia a largo di Grado, la paura e lo shock per gli 81 passeggeri più membri dell'equipaggio, tutti tratti in salvo, oggi è il momento dell'analisi dell'accaduto alla motonave Audace, l'imbarcazione armata dal veneziano Pier Filippo Vidali che garantiva il collegamento Grado-Trieste per conto di APT Gorizia dal tardo pomeriggio di ieri trainata a Porto Nogaro in un apposito bacino. L'imbarcazione è sotto sequestro giudiziario per gli accertamenti del caso. Il PM di turno De Bortoli ha già aperto un fascicolo, ma le prime foto scattate alla chiglia dello scafo non sembrano evidenziare falle evidenti. Io chiaramente sono andato là sul posto, volevo ribadire che la barca è arrivata in cantiere con i motori accesi, non è più che altro ribadire, nel senso quello che ho visto. Da un primo esame non capisco, poi chiaramente dall'esterno, sai, da distante è difficile fare un'analisi. Bisogna che i tecnici facciano le loro verifiche. Da un primo esame non sembra che ci siano all'apparenza falle. L'armatore ha ribadito a più riprese che l'Audace, pur avendo la prua molto appesantita dalla presenza di acqua, è arrivata in porto trainata con rimorchiatore e con i motori diesel in funzione. Si era allagato il gavone di prua completamente. Chiaramente è strano perché quando c'è un buco è evidente, no? Entra da lì, quindi a posto. Quando invece hai tutto un gavone pieno di acqua e poi tirano sulla barca e di acqua non ne esce, cioè vuol dire che come è entrata dovrebbe uscire, no? Invece non è uscito niente. Intanto sul caso interviene Assoutenti che chiede risarcimenti in favore dei passeggeri coinvolti. Si tratta di un incidente grave che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche, spiega il presidente Gabriele Melluso. In attesa che siano accertate le cause che hanno determinato l'episodio, è evidente che gli 81 passeggeri coinvolti debbano essere risarciti per i danni morali e materiali subiti e per il pericolo che hanno corso sul fronte della sicurezza e della propria incolumità. Chiesto alla PT di Gorizia di aprire un tavolo di confronto con Assoutenti volto alla definizione di indennizzi automatici in favore dei viaggiatori presenti sulla motonave Audace. L'Associazione dei Consumatori ha offerto assistenza legale a tutti i passeggeri coinvolti tramite un'area dedicata sul proprio sito web. E leggiamo ancora dal piccolo anche la posizione di Fedriga, si faccia chiarezza, il servizio va riattivato presto, ha detto il Presidente della Regione, che ringrazia poi i protagonisti dei soccorsi, l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Cristina Mirante dice il natante è acquisito in autonomia da TPL e FVG, competenze e professionalità da parte di chi è intervenuto sul campo nell'emergenza. A pagina seguente le onde, il vento, la nausea.
Fortunati a essere vivi il racconto di alcuni cicloturisti tedeschi rimasti ancora un giorno sull'isola. C'è chi come Brigitta ricorda di aver chiuso gli occhi a un tratto, non volevo vedere ma ero sicura che sarebbe andata bene. Walker non scorderà facilmente l'immagine del comandante caduto in mare mentre cercava di far salire gli altri due sulle zattere. Bevande calde, vestiti e pizze, tutta la solidarietà dei gradesi. Appena saputo dell'accaduto, ristoratori, albergatori e molti residenti sono corsi a dare una mano ai naufraghi sul molo torpediniere. Il nuovo sindaco Corbatto loda le iniziative dei privati che hanno portato generi di conforto e anche fornito ospitalità, e speriamo che questo messaggio sia stato leggermente di conforto per tutte quelle persone che hanno subito queste ore, questi momenti di apprensione, di timore, una volta capito il contesto del guasto della motonave. L'Adriatica ferma, ancora un intoppo per Adriatica, la motonave che dal 2021 aveva svolto il servizio marittimo per APT sulla tratta Trieste-Grado e che attualmente è impegnata sulla linea Lignano-Grado. Dal pomeriggio di mercoledì e per tutta la giornata di ieri è rimasta ferma a Lignano, alla darsena sbarco dei pirati. Nessun problema tecnico questa volta, un membro dell'equipaggio si è infatti improvvisamente ammalato e non è stato possibile rimpiazzarlo subito. Lo stop forzato dovrebbe interrompersi comunque già questa mattina con la regolare ripresa dell'attività. L'appello del Partito Democratico: il presidente Federica segua nel suo ruolo istituzionale con gli uffici competenti gli sviluppi degli accertamenti tecnici e giudiziari in merito al naufragio della motonave Audace, ha detto la segretaria regionale Caterina Conti. Andiamo al summit di Borgo Egnazia. Biden blinda Kiev, accordo al vertice, il G7 decide anche sugli asset russi. Biden e Zelensky siglano una nuova intesa sulla sicurezza, sbloccati 50 miliardi di Mosca per nuovi prestiti all'Ucraina. Selfie inattesi, la 500 Vintage, un wifi che va a singhiozzo, tante le immagini al vertice in Puglia della Presidente del Consiglio, il saluto freddo con von der Leyen, gli abbracci con Sunak, l'attesa per Biden. E qui la Premier sulla Fiat 500 Vintage che è scoperchiata, come dire, che è stata utilizzata per l'arrivo di Giorgia Meloni. Scontro Meloni-Macron, dai diritti alla nuova Unione Europea, fa campagna elettorale, il botta e risposta tra i due. Biden stanco salta la cena di Mattarella a Brindisi e poi sparisce la parola aborto. Schlein, una vergogna, la dichiarazione finale con la posizione politica dell'opposizione. Il G7, esame da leader per Meloni, occasione di riscossa per l'Unione Europea. In Puglia l'Europa si presenta debole, con Francia e Germania distratte dai guai interni. Anche gli Stati Uniti attraversano un momento difficile, ma Roma non deve sprecare l'occasione. E qui vediamo proprio Giorgia Meloni con Emmanuel Macron che si incontrano e che dunque si concedono ai fotografi. Ecco qua i due che si sono incontrati. Arachiri di una destra vincente, il commento di Carlo Bertini su questo summit e sul ruolo poi dell'Italia in questa partita che sta anche guardando con interesse agli equilibri interni del post-voto europeo. Andiamo invece alla politica interna. Autonomia, pugno duro, dopo la rissa, Fontana sanziona 12 parlamentari, sospeso per 15 giorni il deputato leghista Iezzi, l'opposizione annuncia una manifestazione di piazza per martedì. Durante il G7 stiamo dando un'immagine peggiore di quella che diamo normalmente, mi sembra un arachiri, ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa. I no Pasaran di Dolores Inaburri con frasi di Matteotti e Gobetti sui banchi del Senato. Queste le foto che poi sono state riprese dai banchi del Parlamento. Il centro cerca un nuovo corso, Prodi nessun progetto, dopo la debacle alle urne Renzi vuole risuscitare l'alleanza ma con un terzo nome, il sindaco Sala tra i papabili, anche lui però si chiama fuori. Per Lupi l'alleanza con il centrodestra è già scritta da 30 anni. Queste le conseguenze delle europee anche per i partiti cosiddetti minori. La destra francese nel caos, Zemmour espelle Marshall, da presidente del partito vado nel mio ufficio, tutto qui, commenta Ciotti e posta un video con musica epica, Marion torna nel Rassemblement National.
la foto di Marion Maréchal, numero 2 della Reconquête, è stata espulsa dal partito. Da Vannacci allo youtuber, i nuovi volti tra gli eletti nel Parlamento europeo nelle circoscrizioni italiane. Costa in poll per il Consiglio, ma la partita rimane aperta. Pesa il nodo giudiziario che lo portò alle dimissioni. Fredriksen è il nome alternativo voluto dai paesi del nord, papabili anche Gentiloni e Letta, queste per le nuove cariche nell'Unione Europea. Dopo le elezioni, il crollo del Movimento 5 Stelle regionale, perso un patrimonio di 170.000 voti in 11 anni. Nel 2013 in Friuli Venezia Giulia ottenne il 27,2%, domenica si è fermato al 5,4%. Le piazze piene di Grillo si sono trasformate in difficoltà a trovare i candidati. Eletto nel Lazio Stefano Patuanelli, sola a Trieste Maria Rosaria Capozzi, consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia. L'andamento del Movimento 5 Stelle in regione, questo è il dato dal 2013 e le politiche del 2013 alle europee del 2024, quindi le regionali del 2013 che hanno attestato il Movimento 5 Stelle al 13,75%, la risalita con le elezioni europee e le politiche del 2018 quando toccò il 24,57%, 7,06 alle regionali del 2018 per il Movimento 5 Stelle che poi alle europee ha preso il 9,62 nel 2019. Alle politiche del 22 il 7,2, alle regionali del 2023 il 2,4, per chiudere alle europee il 5,42. Si vede dal grafico che c'è stata una discesa piuttosto notevole. Chiudiamo la pagina, poi ci collegheremo con la sala operativa della Polizia Locale. Sulla sessione europea il voto sulla risoluzione è rinviato a martedì in quinta commissione, poi i consiglieri regionali della lista Federica noi leali al Presidente. Queste le reazioni dopo il voto alle europee, si vede involto il capogruppo Mauro Di Bert. Come detto ci spostiamo al collegamento con la sala centrale della Polizia Locale per illustrarci il piano della giornata sul fronte delle segnalazioni e la viabilità. Buongiorno. Sì, buongiorno Guglielmo, a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Prego. Cominciamo con il dire che per quanto riguarda la notte niente di particolare, solamente interventi di routine da parte delle nostre pattuglie. Alle 21 è stato sbloccato un tir che si era incastrato in via Campanile, probabilmente causa GPS mal seguito. Ogni tanto succede che gli autoarticolati finiscano in zone impraticabili, Sì. Comunque alle 21 è finito tutto. Al momento abbiamo un incidente con ferito, siamo appena arrivati sul posto a Marchesetti Feluga, pedone contro bici, non ci hanno detto niente di particolare, quindi presumo non sia niente di grave, ripeto, in Marchesetti Feluga. Okay. Per il resto da segnalare i soliti lavori sui raccordi autostradali, in particolar modo la chiusura della galleria Cars in direzione Trieste sul raccordo autostradale 13 con conseguenti eventuali sovraccarichi di traffico sulla vecchia 202 al bivio H. Per il resto al momento il traffico, da quanto posso vedere nelle telecamere in dotazione, è tranquillo, vediamo come andrà. Le scuole sono finite, comunque c'è un decremento nelle ore almeno mattiniere e niente, per il resto non abbiamo altre cose importanti in agenda, eventualmente se c'è qualcosa di pregnante ci faremo sentire. Bene, grazie al commissario De Grassi, una buona giornata e un buon lavoro. Parimenti a tutti voi. Grazie, a risentirci. Il lavoro dopo la laurea, il Friuli Venezia Giulia corre, questo il rapporto Alma Laurea, vediamo dal piccolo crescono i no agli stipendi bassi, sul tema delle retribuzioni, 1 su 5 sulle le orme dei genitori, nell'incidenza della famiglia che in qualche modo indirizza o condiziona la scelta degli studenti, il peso del crollo della natalità nell'analisi sulla società. I nati nell'anno in cui sono nato io erano oltre 22.000, 30 anni dopo i nati erano 11.000. Nel 2023 i nati sono stati poco più di 7.000, ciò significa che nell'arco di 2 generazioni la natalità si è ridotta di 2/3. Se la società non può permettersi questa crisi demografica, noi come università non possiamo permetterci di perdere un solo studente. Per farlo serve che la politica ci aiuti con incentivi economici per chi non può studiare.
Lo ha affermato il rettore dell'Università degli Studi di Trieste, Roberto Di Lenarda, nel corso della presentazione del report Alma Laurea 2024. L'Ateneo Triestino, in proposito, ha allargato quest'anno la no tax area per gli iscritti fino alla soglia di 30.000 euro di ISEE. Ecco qui le altre notizie, le altre foto attorno al rapporto Alma Laurea di ieri, che è presentato ieri, sul ciclo di studi e l'occupazione. Gli Atenei di Trieste e Udine sono sopra la media nazionale. Ricerca continua e qualità i punti di forza dell'Ateneo Giuliano, la formazione poi con l'esperienza all'estero e i tirocini, l'attrattività e la vocazione internazionale tra i criteri di scelta di molti studenti. L'interprete Sara, ho finito a marzo e volo a Bruxelles, Tolusso, da settembre potrà misurarsi alla Coppa Cogeca con il sogno dell'Unione Europea. Stefano, l'ingegnere gestionale, figura molto richiesta. Stefano Mansutti è stato contattato dalle aziende prima ancora di discutere la sua tesi. A 24 anni ha subito trovato un impiego alla SMS Group di Tarcento. Occupazione del Friuli Venezia Giulia è ripresa, ma sono quasi tutti autonomi. Nel primo trimestre del 2024 sono state 7.500 le assunzioni di lavoratori e le nuove partite IVA. È stabile il numero degli addetti della manifattura, mentre vanno meglio costruzioni e servizi. Nello schema l'occupazione in Friuli Venezia Giulia anche con le categorie di impiego fra industria, costruzioni, commercio, alberghi e ristoranti, altre attività dei servizi, l'agricoltura, la pesca e la silvicoltura. Ma la CGIL dice salariati poveri e precari. La riflessione del segretario regionale Piga: non possiamo guardare soltanto ai numeri dell'Istat, ha detto il sindacato CGIL. I riflessi delle guerre e l'intelligenza artificiale al centro di Geo Adriatico. Evento al MIB nella prima giornata della rassegna organizzata dalla Vitale Onlus, il professor Battera. Sulla crisi del Mar Rosso non vedo soluzioni a breve. Oggi dibattiti su clima e politica mediterranea. Questo è il programma della seconda giornata del simposio di Geo Adriatico. Inaugurato in aeroporto il nuovo impianto fotovoltaico. La svolta green a Ronchi dei Legionari è stato presentato ieri direttamente allo scalo aeroportuale, il Trieste Airport, con il parco fotovoltaico e i mezzi elettrici che i primi da maggio e i primi da marzo e i secondi da maggio sono in funzione allo scalo del Friuli Venezia Giulia e che permettono un'autonomia energetica fino al 100% nei mesi da aprile a ottobre. Negli altri invece mesi, quando anche il fotovoltaico lavora con un ritmo diverso, si attinge dalla rete, ma l'obiettivo è quello di arrivare al 2027 con zero consumo di CO2. Andremo a vedere questo servizio magari dopo la pubblicità. Allora ci fermiamo adesso, anticipiamo di qualche minuto la pausa, poi ritorniamo e continueremo la lettura del Piccolo. Anticipo subito che c'è una corposa pagina sportiva dedicata al basket che vedremo verso le 8 quando finiremo la rassegna stampa prima dell'ingresso dell'ospite. Ci vediamo tra poco. Andiamo alla nostra rassegna stampa andando prima a vedere il servizio relativo al nuovo impianto fotovoltaico di Ronchi dei Legionari, in particolare come dice l'amministratore delegato Marco Consalvo, l'interesse e l'attenzione a questo obiettivo di decarbonizzazione dello scalo. Il nuovo impianto fotovoltaico ultimato lo scorso marzo e il nuovo parco mezzi elettrici del Trieste Airport rappresentano un passo importante per la svolta green dello scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo della società di gestione è quello di arrivare alle zero emissioni di CO2 entro il 2027, possibile grazie ad investimenti mirati come quelli presentati oggi e già operativi. Saremo il primo aeroporto italiano a raggiungere la net zero nel 2027, quindi mezzi elettrici, pannelli fotovoltaici e poi naturalmente non dimentichiamoci i collegamenti con i mezzi pubblici per l'aeroporto, che anche questi danno un contributo significativo alla
riduzione dell'impatto ambientale. Per raggiungere la completa decarbonizzazione, oltre al nuovo impianto fotovoltaico integrato con batterie e alla sostituzione dei mezzi operativi in elettrici, Aeroporto Friuli Venezia Giulia ha inoltre programmato, nell'ambito del piano quadriennale degli interventi 2024-2027 approvato dall'Ente Nazionale Aviazione Civile, investimenti per la riduzione della dispersione energetica dell'aerostazione, installazione di nuove unità di trattamento dell'aria e nuove pompe di calore che miglioreranno l'efficienza energetica dello scalo, riducendone sensibilmente i consumi. Grazie alla sinergia con la Regione e l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, Trieste Airport dallo scorso mese di aprile al prossimo ottobre copre l'intero fabbisogno energetico con il nuovo impianto fotovoltaico integrato con batterie. Oggi in Europa, solo in Svezia, ci sono aeroporti totalmente decarbonizzati, vuol dire non avere nessuna fonte di CO2. Con questo nuovo impianto fotovoltaico che ha uno storage anche, quindi delle batterie, e con la trasformazione del parco mezzi in mezzi elettrici, noi sostanzialmente già oggi riduciamo del 75% le emissioni di CO2. Consideri che noi da aprile ad ottobre, in questo periodo qua, siamo completamente autonomi, cioè produciamo da fonti rinnovabili in autoconsumo, anzi anche in eccedenza, perché una quota parte mettiamo in rete. Una parte dell'energia va direttamente alle ricariche del progetto Noemix, è il progetto con cui oltre 500 macchine elettriche andranno alla regione, soprattutto all'azienda sanitaria, e saranno interamente ricaricate da colonnine che abbiamo fatto installare, oltre 200, e quindi nei prossimi mesi avremo le macchine che girano completamente con la ricarica verde e soprattutto prodotta da questo impianto. Andiamo col piccolo a vedere le altre notizie. Trovati i resti di una nave affondata 3 secoli fa, ci sono monete d'oro, d'argento e ceramiche. Il relitto individuato dagli archeologi subacquei vicino all'isola di Lesina. Era un mercantile naufragato durante una tempesta, furono 14 i morti. Scoperta storica intanto nella località di Stivani e Polie, rinvenute 5 tombe antichissime. Queste le scoperte storiche e archeologiche di un certo prestigio, veramente non da poco. Il caso: vietare i simboli nazisti in Slovenia. L'appello denuncia del deputato Vatovec in pressing sul governo per mettere fuori legge le manifestazioni dell'ultradestra. Questo proviene da Lubiana, firma di Stefano Giantin. Meno migranti in Croazia, arrivi in aumento in Bosnia e Erzegovina dopo la stretta sui controlli, molti di meno in Croazia, assai di più in Bosnia. Si può riassumere così lo stato delle cose relativo a migranti e profughi in transito sulla rotta balcanica, che negli ultimi mesi starebbero osservando un marcato cambiamento dei flussi a causa dei controlli rafforzati al confine tra Serbia e Ungheria, ma anche sul fronte croato. A confermare il quadro è stato il ministro degli interni croato, Davor Božinović, che ha informato il Parlamento di Zagabria che la Croazia ha registrato un calo del 41% negli ingressi di migranti irregolari nel corso di quest'anno. Questo dal fronte croato e dai confini. L'economia, piano generali per il welfare, ruolo strategico delle piccole e medie imprese. La presentazione del Welfare Index con i ministri Roccella e Calderone. Sulle famiglie grava il 22% della spesa sanitaria e il 71% di quella assistenziale per la cura dei figli e degli anziani. Le API e Vant fra le 22 piccole e medie imprese premiate a nord-est nel Welfare Index, il peso della sanità privata territoriale, la media italiana è del 56%, quote percentuali di strutture territoriali private accreditate sul totale delle strutture territoriali ai dati del 2021. Terzariol debutta a Londra, clima sfida per le polizze, il CEO Insurance del Leone al FT Global Summit. Investimenti, assunzioni e nuove filiali per Civibank, a 2 anni dall'OPA di Sparcasse sulla banca friulana, il punto dell'amministratore delegato Calabrò. Abbiamo mantenuto tutti gli impegni e ora un nuovo piano di crescita. Tra le nuove filiali c'è Trieste in Piazza Unità, che sarà inaugurata il 12 ottobre. Fabbrica Smart, il Friuli Venezia Giulia sale in vetta tra le regioni per quanto concerne l'innovazione nei siti industriali. Alsedo compra da Retelit il gruppo friulano PA, Information Technology e Acquisizioni, il generale Zanfarana, presidente di Finint Investment, al posto di Giovanni Perissinotto. Musk annuncia l'ok al maxi stipendio con 56 miliardi e il Paperone d'Oro
e il titolo prende il volo. Il patron di Tesla avrebbe l'ok dei soci, ma manca l'ufficialità e arriva il via libera al piano per spostare la sede in Texas. Questa è la classifica delle società dell'anno di riferimento per il compenso totale. Elon Musk di Tesla 2,28 miliardi, al 2020 Alexander Karp di Palantir con 1,10 miliardi e Jeffrey Green di Trade Desk con al 2021 834,96 milioni e via discorrendo tutti gli altri con le ditte e i compensi che sono andati oltre una cifra diciamo consueta per le tasche del singolo cittadino. Rifiuti abbandonati e discariche abusive costano alla città 600.000 euro l'anno. La prima pagina del capitolo relativo alla cronaca di Trieste. Il recupero di numerosi oggetti ingombranti lasciati in strada pesa sulle tasche di tutti i cittadini. In 5 mesi ne sono stati raccolti 13.076, in cima alla lista armadi, aspirapolvere e lavatrici. I dati di Comune e di Acegas APS Amga, con il costo poi che si riversa sulla cittadinanza. Nel 2023 10.000 tonnellate di oggetti nei centri di raccolta, la possibilità per conferire gratuitamente e proprio recarsi ai 3 centri di raccolta che sono presenti in città. Bronzi nel sito dell'ex Pavan, una palestra per la comunità, il dibattito sul piano del comune, il presidente di Artistica 81 difende l'impianto che sarà gestito dalla sua società, tanto astio e motivato, la struttura sarà fruibile anche da scuole e altre realtà. Ha parlato quindi il presidente di Artistica 81 Fulvio Bronzi, che si è sentito anche amareggiato dalle tante prese di posizione, soprattutto sui social, dove aleggia una grande ignoranza nei suoi confronti e quindi astio personale contro lo stesso Bronzi, immotivato in quanto lui prosegue la sua attività senza entrare nel dibattito politico. Passeggiata di protesta nel rione di San Giacomo, no ai progetti dall'alto, i comitati su parcheggi e ricreatorio hanno così protestato con la passeggiata nel rione. Andiamo a un'altra notizia, l'incidente stradale, morto a 21 anni Scarel, ginnasta della SGT, diplomato al nautico, stava rientrando a Terzo di Aquileia dopo essere stato a trovare la nonna che abita a Cervignano. Leonardo Scarel, 21 anni, compiuti lo scorso 11 aprile, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato martedì in via Caiù, nel capoluogo della Bassa Friulana, a pochi metri di distanza dalla casa dei nonni. Diplomato al nautico, ginnasta della SGT. In breve, le notizie riportate qui dal Piccolo, Federmanager e Fasi sulla sanità pubblica, sabato un convegno a partire dalle 10 al Porto Piccolo Pavilion di Sistiana e poi leggiamo anche accanto in via Mazzini divieti tra oggi e domani per le riprese di un film, per consentire le riprese del film Il bianco si lava a 90 dalle 8 di domani fino alle 24 di domenica. È stato istituito in via Mazzini il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli nel tratto tra via San Spiridione e via Dante Alighieri. Andiamo a leggere la posizione del vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi. È giusto chiudere il silos, ma servono alternative. Trevisi parla così sull'imminente sgombero dei capannoni di Coop, ora adeguare le strutture e intensificare i trasferimenti. Vediamo la sua posizione nel servizio che è andato in onda ieri nelle edizioni dei nostri telegiornali. La chiusura del silos è stata da tutti auspicata. Chi l'ha visto sa di un ambiente indegno, sporco, foriero di infezioni e malattie, un pericolo per i migranti e per l'intera città. Non è degno per chi per mesi vi stazionava in attesa di essere alloggiato in una struttura per richiedenti asilo, come previsto dalla legge. Non è degno per una città bella come Trieste, con la sua storia di tante ferite a cui non bisogna aggiungerne altre. Questo è il messaggio lanciato oggi dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi in una lettera aperta. I trasferimenti in
strutture di altre città e regioni sono sempre stati fatti, ma in modo insufficiente, e per questo, aggiunge, diversi giovani erano costretti ad attendere lungamente al Silos. Io non ho l'ambizione di avere la soluzione facile per problemi complicati, dico che sono contento che i giovani che sono al Silos siano trasferiti in strutture di accoglienza dove, come prevede la legge italiana, potranno avere un letto, servizi igienici e una prima, sebbene talvolta insufficiente, accoglienza, in attesa che siano valutate le posizioni di ciascuno. La struttura di Camposacro, aggiunge il Vescovo, non è ancora pronta. Auspico che lo sia al più presto. Le autorità si sono impegnate in questo. Non spetta a me dire quale struttura vada adibita all'accoglienza o le mie opinioni, ma non è di mia competenza decidere se aprire Camposacro o Via Gioia. Io penso, dice ancora il Vescovo Trevisi, che il bene delle persone deve essere il criterio fondante di ogni intervento. Nella pagina successiva, morto a 60 anni il poliziotto Morrone, indagò sul caso Repic, qui una foto di Gianfranco Morrone, l'ultimo saluto lunedì a Roiano. In grande leggiamo: in un anno 2188 incidenti rilevati dalla polizia locale che celebra i suoi 162 anni. Le cerimonie al Castello di San Giusto con il giuramento di 30 nuovi assunti. Anziano scomparso dalla casa di riposo, le ricerche a Borgo San Sergio, si tratta di Bruno Makarovic, scomparso nei giorni scorsi, altezza 1,60 m, indossa pantaloni nera tuta, maglietta e giubbotto blu e pantofole. Chi lo vedesse è pregato di chiamare questi numeri riportati anche all'interno del piccolo: 329 04 78229 o il 333 17 81 849. Trovate tutto, come detto, in questo articolo. Il numero gira anche nelle varie testate online, sia nel piccolo online che sui social network delle testate, su Trieste Prima, eccetera. E l'appello è lanciato dal figlio che ha denunciato la scomparsa. L'anziano 86 anni è affetto da demenza senile e ha problemi di deambulazione. Si è allontanato dalla casa di riposo Santa Chiara di via Mauvaz 13 alle 18 di mercoledì. Sono passati dunque 2 giorni. Le case Ater di via Boito verso la demolizione, cantiere da 8 nuove palazzine, investimento da 19 milioni in 5 anni per 80 nuovi alloggi con parcheggio e verde. Il presidente dell'ente Novacco parla di un intervento senza precedenti, un cantiere nel 2026. Appartamenti più ampi e a impatto ridotto, i dettagli di questo progetto Ater che guarda alle nuove edificazioni per migliorare le unità abitative di chi richiede una casa Ater. Il bagno militare di Miramare riapre i battenti per l'estate. Lo stabilimento, sistemato dopo le mareggiate, ha la fortuna di avere un frangiflutti che ha limitato i danni allo stabilimento nel corso del novembre scorso. Torna BioEst al Parco di San Giovanni, fra prodotti naturali e l'arte dei fabbri, la tradizionale fiera in programma sabato e domenica dalle 10 alle 20 con 150 espositori, eventi e spettacoli. Ancora le notizie in breve: gli animali dell'Empa e l'Oasi Farneto, sabato le porte aperte, sabato 15, domani, dalle 11 alle 17, la sede dell'Empa in via Marchesetti 10/4 e l'Oasi del Farneto saranno aperte al pubblico. Ancora la festa dell'artigianato, l'edizione estiva di Barbacan Produce, eventi di domenica. È pronta infatti la 42esima edizione di Barbacan Produce in versione serale per la stagione estiva, sempre tra Piazza Barbacan, via Arco di Riccardo, Piazzetta San Silvestro e la scalinata delle Medaglie d'Oro. 80 artisti, artigiani, designer e produttori presenteranno le loro creazioni al pubblico. Avrà luogo domenica 16 dalle 17 alle 22 con ospite tra l'altro l'Alveare che dica sì. La manifestazione è organizzata dall'associazione e il comune di Trieste. Andiamo oltre la pubblicità e ci spostiamo verso la provincia. In arrivo le travi per il cavalcavia, sabato notte chiusura dell'autostrada. I manufatti saranno lunghi 46 metri, verranno posati in 10 ore da un autogru. Il tratto da Prosecco riaprirà all'alba di domenica, altri 3 stop da qui a settembre. Il punto nel servizio, attenzione dunque a non rimanere ingorgati nel traffico.
Dopo l'abbattimento del ponte autostradale di Sistiana lo scorso 14 aprile, nel prossimo weekend torna la chiusura al traffico del raccordo autostradale per consentire la posa di 3 travi per la realizzazione del nuovo cavalcavia. Considerati forti disagi al traffico nel fine settimana dell'abbattimento, è stato predisposto da Friuli Venezia Giulia Strade, insieme a Regione, Prefettura e Autostrade, un piano di viabilità per ridurre al minimo i disagi. Già dalle 14 di sabato si viaggerà su una sola corsia lungo il raccordo, che sarà poi completamente chiuso al traffico dalle 20 di sabato alle 6 di domenica mattina nel tratto in direzione Venezia tra Prosecco e Duino e nel senso opposto dallo svincolo di Sistiana fino a Prosecco. I lavori si svolgeranno durante l'orario notturno, quindi con una chiusura molto ridotta che verrà anticipata e posticipata da un restringimento di corsia, quindi si viaggerà inizialmente e anche dopo il cantiere, quindi fino a mezzogiorno della domenica con una corsia sola per senso di marcia, mentre durante la notte ci sarà proprio la totale chiusura con deviazione del traffico. Ormai non recuperabile, il vecchio impalcato sarà dunque sostituito da una struttura più leggera del 25% attraverso una tecnologia che ne allunga la resistenza e la durata. L'imponente autogru che svolgerà il lavoro necessita di un lungo posizionamento che può richiedere anche 4 ore. La necessità è quella di posare le grandi travate, insomma, che vanno a sostituire il precedente viadotto, alle quali seguiranno altre 3 chiusure durante l'estate, sempre con la stessa modalità, per andare a posare gli altri elementi fino a creare il pacchetto stradale ex novo e poi per le fasi di collaudo necessarie, la prova di carico che ovviamente va fatta in totale sicurezza in assenza di traffico. Quindi alla fine dell'estate vedremo la conclusione di questo cantiere. Cosa è successo a San Dorligo ieri? Un tir si è incastrato a causa delle GPS satellitari, infatti dopo San Dorligo incastra un tir a Campanelle, questo lo leggiamo dal piccolo. La complessa operazione dei vigili del fuoco per rimuovere con i mezzi e la gru dei vigili del fuoco stessi questo tir incastrato a Campanelle, e quindi non a San Dorligo, chiedo scusa, a Campanelle. Sfida tra le boe per i Grand Soleil, la regata vintage a Porto Piccolo, raduno per le barche prodotte prima del 2000 dal cantiere del Pardo, che quest'anno ha festeggiato il mezzo secolo di attività a Forlì. Polemiche a Muggia sull'auto di Polidori, usa il posto riservato, il sindaco parcheggia la sua vettura nello spazio del comune, lui si difende: mi muovo a mie spese per fini istituzionali. La mozione dell'opposizione che punzecchia il sindaco sulla questione dell'auto e dello spazio a lui riservata. Torrente Fugnan, verifiche con il georadar, proseguono le indagini per verificare le condizioni delle volte che coprono il corso sotterraneo del torrente Fugnan. Dopo la perlustrazione dei sub è toccato al tecnico con il georadar verificare le condizioni delle volte, confermate le condizioni non buone del tratto terminale e dell'area in cui Fugnan accoglie il Rio che scorre sotto via Roma. Ancora titoli: il sigillo trecentesco alla società nautica Canottieri Nettuno, direttamente dalle mani del sindaco. 30 Ford Mustang in mostra ieri mattina, una trentina di Ford Mustang di ogni età hanno dato spettacolo, ammirate da triestini e di turisti, in Piazza della Borsa, tappa organizzata a Trieste da VF Drifting nell'ambito del raduno europeo in Cechia per i 60 anni dell'incontro modello sportivo. Belle le Mustang per chi apprezza i motori. Un patentino per lo smartphone, l'idea della scuola Caprin che guarda ai più giovani in particolare. Tra le segnalazioni vedremo tra poco, ci sono altri spunti. La mitica quinta A geometria del Da Vinci 40 anni dopo nella foto, il potere in ginniche, scrive Arianna Boria, moda e modi, il titolo della rubrica. La magia di Muti ad Aquileia, il concerto per la pace in Basilica. Il maestro dirigerà questa sera l'orchestra giovanile Cherubini, sarà un'esperienza immersiva nell'arte e nella musica, tutto esaurito per l'evento dell'estate, anche 2 maxischermi nelle piazze a corredo della serata dal vivo. La porta divisoria è Barba Blu, dittico unito da un unico filo, l'esclusione dal diverso atto unico di Streller, musicato da Carpi e Solbiati, nell'opera di Bartók,
l'accesso ai lati oscuri dell'animo, sul podio Marco Angius. Bloomsday, divagazioni tra cibo, parole, musica e danza da oggi a domenica, la calzolaia prodigiosa sotto il cielo di San Giacomo, la rassegna, domani il teatro, l'incontro all'ex lavatorio, il 21 giugno, la testa per intrigo di Premuda. Il demone sopra di Cecovine Migoni nella Trieste esoterica alle 18 alla libreria Lovat. Lo sport, Trieste vola, la festa infinita, caroselli di auto nella notte dopo la vittoria, brindisi e cori in via Torino. All'inizio della prossima settimana appuntamento ufficiale in piazza con un altro momento di festa, quello più istituzionale. Il presidente De Meo, grande spettacolo, questo pubblico straordinario meritava una gioia così, dice presidente della Pallacanestro Trieste De Meo. In queste foto coach Christian immerso dallo spumante nei festeggiamenti nello spogliatoio. E poi il congedo di Mario Ghiacci, il saluto ufficiale era venuto in occasione di gara 3, l'ultima partita da componente della Pallacanestro Trieste. Per Mario Ghiacci è stata quella dell'altra sera, il congedo di un personaggio che ha scritto pagine di storia biancorossa, e quindi il saluto di Mario Ghiacci alla Pallacanestro Trieste, sicuramente un dirigente molto competente e anche una splendida persona. L'America è qui, Cristian Arcieri, coach e general manager, hanno vissuto una stagione fatta anche di KO e contestazioni. Un mantra, l'importante è arrivare in condizione ottimale ai playoff. Questa è stata infatti la parola d'ordine, e bisogna dire che questa squadra l'ha rispettata a dovere. Ha perso solo una partita, la gara 3 proprio contro Cantù, per il resto è stata una schiacciasassi la squadra allenata da coach Christian. Durante i playoff ha zoppicato invece in diverse occasioni durante la stagione regolamentare, chiudendo anche con un posto non lusinghiero per quelle che erano le ambizioni della squadra all'inizio del campionato. L'obiettivo però è stato raggiunto, quello di arrivare a ritornare nella massima serie. Coronica, questo gruppo ha fatto rivivere l'entusiasmo, ha detto Andrea Coronica, che così festeggiava la sua promozione in Serie A da capitano diversi anni fa. Capitano di ieri, infatti, il titolo sopra il volto di Coronica. Qui altri momenti di festeggiamenti, l'attimo in cui è stata sollevata la coppa con i giocatori pronti a festeggiare, e poi ancora coach Christian in un'altra foto. I volti e i personaggi, la commozione di Michele Ruzieri, il trascinatore della Pallacanestro Trieste in questi playoff, Stefano Bossi, preziosissimo uomo spogliatoio e cambio dell'amico Ruzier nel ruolo di playmaker, Eli Brooks, il vero esordiente della Pallacanestro Trieste, ex Michigan University, Giancarlo Ferrero, arrivato da Varese dove era capitano, si è calato subito nello spirito di Trieste. Poi Giovanni Vildera, con il cappello riservato al pistolero della partita, è stato il top scorer di gara 4, Lodovico De Angeli, l'orgoglio di essere il giovanissimo capitano della promozione. Questi i voti poi del campionato biancorosso, Ruziera MVP, poi Reyes e Vildera, voti praticamente positivi per tutti, alcuni hanno preso qualche risultato migliore, altri qualcosina di meno, ma insomma tutti andrebbero giustamente festeggiati per questo risultato. Ariel Filloi, professore della Pallacanestro Trieste, un esempio di leadership. Justin Reyes, che è stato frenato da un lungo infortunio ma ha offerto un rendimento altissimo. Leo Menalo, rinforzo arrivato dal Virtus Bologna, molto prezioso nelle rotazioni. Francesco Candussi è alla seconda promozione nella massima serie dopo quella con Verona. Poi c'è Luca Campogrande, che nei playoff ha disputato un solo incontro in gara 3 contro Forlì. Matteo Rolli, alle sue spalle Danny Camporeale, i più giovani del roster biancorosso. Ecco qui di nuovo Ruzier, MVP del playoff, e poi il sesto uomo in campo, ecco lo spettacolo della curva, 10 in pagella secondo il piccolo per il pubblico di Trieste, che ha risposto con il tutto esaurito nelle gare che si sono giocate proprio nel capoluogo regionale. La Triestina punta sulle amichevoli di lusso a Rocco, il club vuole visibilità per brand e stadio, possibile match contro lo Sheffield il 2 agosto, ma il colpo sarebbe l'Al Hilal di Neymar, come Tele4 ha detto già nella giornata dell'altro ieri, dopo l'intervista all'amministratore delegato
Sebastiano Stella. Il ritiro a Ravascleto a ridosso del 10 luglio, mentre domenica 21 il test contro la Lazio, che ormai è diventato appuntamento abituale sotto le tre cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore nelle amichevoli estive di precampionato. La Triestina arriverà che avrà cominciato da poco la sua preparazione, la Lazio già sarà a un ritmo diverso, ma è un momento di festa visto anche il gemellaggio delle due tifoserie. Gare internazionali sul Carso, poi la tappa di Coppa Italia, poi lo ski roll e poi la pallavolo. Comincia la stagione all'aperto con il Green Volley Sant'Andrea. Ancora parte la caccia, siamo allo sport e al calcio. Chiesa, carichi e compagni, possiamo ripeterci stasera gara inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia, il CT tedesco Nagelsmann. Siamo nervosi, sono già punti importanti, infatti la Germania esordirà oggi nella gara inaugurale dell'Europeo. Rincorsa olimpica a Parigi 2024, dopo le 24 medaglie agli europei, l'Atletico fa la conta dei possibili podi ai giochi, dalla 4% a Fabbri e Tamberi, che ieri hanno ricevuto la bandiera da portare a Parigi. Mattarella ha infatti affidato il tricolore anche a Enrico. Ibrahimovic annuncia a Fonseca e rilancia il Milan di Redbird. Gli obiettivi sono i trofei con l'arrivo del nuovo allenatore e Zlatan Ibrahimovic, che è diventato il senior advisor di Redbird per quanto riguarda i colori rossoneri. Basket, Milano campione, terzo scudetto consecutivo. Rugby, tour estivo, ecco i 33 azzurri scelti da Quesada. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa, torneremo tra poco in diretta in compagnia di Mirko Martini, consigliere comunale di Noi Moderati. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste. Ben ritrovato Mirko Martini, consigliere comunale di Noi Moderati. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Apriamo e chiudiamo una parentesi sulle europee, dopo ci occupiamo dei temi locali che forse hanno più anche presa sui nostri telespettatori in questo momento. Archiviati il risultato, Noi Moderati faceva parte del gruppo del Partito Popolare Europeo per guardare la coalizione europea con Forza Italia. Risultato che lei ritiene? Io credo che sia stato un ottimo risultato e che sia sotto gli occhi di tutti una cosa: il centro esiste, ma nel centrodestra non abbiamo altri centri, i centri si spaccano, litigano. Il centro del centrodestra si è unito per poter portare a casa un ottimo risultato, anche perché anche Forza Italia continua a valere molto di più di Noi con l'Italia, ma Noi con l'Italia ha portato il suo contributo e il suo contributo è stato fondamentale in tutte le circoscrizioni. Qui, grazie al contributo di Noi Moderati, si è riuscito a eleggere l'eletto della SVP e l'eletto di Forza Italia. Nelle isole è stato fondamentale l'apporto di Noi Moderati, è stato ottimo nel centro col sottosegretario Silli. Credo che i risultati siano chiari. Le persone, quando si dà una proposta politica seria, completa, popolare, liberale, unita, che abbia lo scopo di attrarre tutti, questo porta risultati e benefici. Speriamo che questo poi inizi un percorso anche di rinnovamento e speriamo che questo percorso, come la componente di Noi Moderati ha sempre fatto, porti un rinnovo della classe politica. Io sono uno dei motivi, dei simboli di quel rinnovo, quando hanno scelto di candidarmi capolista qui a Trieste e di mettere i giovani davanti e lasciare che chi aveva più esperienza facesse da garante politico e potesse dire: questi giovani sono seri, ve lo garantisco, ma adesso a loro la palla. Servono giovani in politica, ne servono tanti, ne servono nel partito di Noi Moderati. È un partito piccolo, lo dico sempre, quindi si vedono le dinamiche dei grandi partiti, ma in un ambiente più sano, diciamocelo pure. L'ambiente di Noi Moderati è un ambiente più sano, un ambiente dove si parla tanto, dove il collegamento con i parlamentari, con i consiglieri regionali che ci sono in giro, con gli assessori, è molto più facile e molto più diretto il confronto, quindi è un partito dove si può crescere. Quindi faccio un appello ai tanti giovani: venite a fare politica,
occupatevi della politica, se non volete farlo in Noi Moderati fatelo in un altro partito, ma fatelo perché questo è fondamentale. Quel dato che a me preoccupa molto di più del 9% che può diventare 10 o del 20 che diventa 25 è il dato dell'astensionismo. E quello è un macigno, cioè diciamocelo pure, quello è un macigno per la politica. E faccio un'analisi anche personale su questo, per quanto un consigliere comunale non conti praticamente nulla sul panorama nazionale, anzi non conta nulla, però deve essere impegno di tutti riportare i cittadini vicino alla politica. Un tempo la DC aveva le sezioni di partito fino neanche circoscrizionali, rionali e anche più in basso per poter discutere delle proposte tutti assieme con i cittadini, ci si arrovellava all'interno dei partiti, ci si scontrava perché lo scontro all'interno del partito non è sbagliato. A me non piacciono i partiti che ragionano in maniera verticistica. Io stesso, e ringrazio sempre Renzo Tondo e Maurizio Lupi per la pazienza, mi scontro con loro e giustamente lo scontro poi porta a una crescita di tutti, se è uno scontro fatto con la testa, uno scontro fatto per portare avanti proposte e non per distruggere. Questo è un percorso che i partiti devono riprendere e spero veramente che in futuro i cittadini possano tornare vicino alla politica, perché se questo non accade, perché sembra che siano due mondi scollati, ma un consigliere comunale di tanto in tanto mi dicono ma tu lì fai... Io vivo a Trieste, lavoro a Trieste, cerco di fare il meglio che posso per Trieste e questo è un po' trasversale. Certo. Ognuno con le proprie idee e con le proprie capacità cerca di poter portare il suo contributo. C'è chi magari lo trovate di più ovviamente in comune perché ha molto più tempo, come il sottoscritto, cerco di essere lì quasi sempre o sempre, e posso nominare che sono così anche Francesco Panteca, Marcello Medau, che sono praticamente sempre lì attorno e si fanno in quattro per poter dare il loro contributo, perché ci sono tutti gli assessori che ovviamente sono sempre lì. Però se i cittadini non si occupano della politica, poi si rischia che la politica si scolli veramente dai cittadini e si rinchiuda nel palazzo e questo non deve accadere. Il chiaro riferimento suo a Renzi e Calenda quando all'inizio ha detto il centro c'è ed è di centrodestra, no? Sì, immagino, sì, beh, ma questo non hanno raggiunto la soglia del 4% e quindi in qualche modo sono stati, fra virgolette, bocciati dall'elettorato, ripeto, metà delle persone che hanno votato. Adesso andremo ad altri argomenti ovviamente. Esatto, quindi questo è molto chiaro. Quando ci si unisce, perché non è stata solo un'unione di simboli, è stata un'unione di idee, quella di Forza Italia e Noi Moderati, e soprattutto l'unione di storie politiche, che questo è fondamentale. Sentiamo una telefonata, poi abbiamo diverse mail che ci riportano a Trieste con argomenti che riguardano la città. Buongiorno. Sono io? Sì. Dunque, buona giornata al caro conduttore, dottor Bernardo, il gentile ospite di Noi Moderati, l'amico Mirko Martini, che ho incontrato di recente alla manifestazione a Sofanti. Sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Prego. Ho visto ieri proprio l'intervista su Tele4 Trieste in diretta di Laura Buccarella a Fulvio Bronti, che spiegava molto bene la necessità del sito dell'ex Pavan di una palestra per la comunità al fine di integrare la struttura che ospita l'attività dell'attività artistica 81. La politica poi ha detto qui non c'entra proprio niente, chiediamo solo una palestra per fare ginnastica. Chiedo cortese consigliere un suo gradito pensiero. Grazie, buon lavoro, un saluto alla tua splendida fidanzata. Grazie a Claudio Visentini, prego. Grazie della domanda e dell'assist per parlare di un argomento che sta infervorando un po' il dibattito, ma non riesco nemmeno a capire perché ci sia dibattito, nel senso che lì una palestra serve, lì una palestra si può fare, lì una palestra si deve fare. Era meglio tenere un rudere? Certo che no.
non riesco proprio a capire quale sia l'opposizione. E si dice, ma nel rione poi ci saranno più auto, ci sarà più confusione. Io in quel rione ci vivo e diciamocelo pure, abito veramente a pochi passi da quel sito, quindi sarei colpito in prima persona, cioè è personale. Eppure dico che lì serve una palestra, perché? Per dare uno spazio ai nostri giovani per poter fare palestra, ma anche a chi giovane non è, per poter andare in palestra in quel rione. E soprattutto questa sarà una palestra anche con gli spettatori. Se i nonni vogliono andare a vedere i loro nipotini in palestra, potranno farlo, perché quella sarà una palestra omologata per avere fino a 90 spettatori. Sarà una palestra il cui impatto totale ambientale sarà molto basso, perché nuova. Sarà sempre meglio del rudere che ci sarà prima, cioè questo è una cosa che nessuno dotato di buon senso potrebbe dire no, lì bisognava lasciare quel rudere, cioè, era sotto gli occhi di tutti che era inutilizzabile. Noi restituiamo quello spazio alla città, e non solo, quella palestra poi, quando sarà utilizzata anche dalle scuole di quel rione, una palestra nuova, una palestra norma, una palestra sicura, una palestra omologata CONI. Quindi credo che presto andremo ad approvare la variante di quell'area che passerà, mi pare, da B5 a S3, adesso i codici, quando prendo appunti e li scrivo poi li dimentico, ma fare sport, fare comunità è fondamentale per il bene di una comunità. Facendo sport si va a limitare quelle che sono anche la pressione sulla sanità. Ricorderò sempre pre-pandemia c'era uno studio dell'università dell'Università di Udine, se non sbaglio, che andava a vedere l'impatto che aveva sulla sanità l'aumento delle zone pedonali, che è qualcosa di fantastico. Cioè si vedeva che all'aumentare esponenziale delle zone pedonali nelle città diminuiva la spesa pubblica. Perché? Perché non c'era bisogno magari di dare più pastiglie, gli zuccheri del sangue si abbacavano, c'era meno inquinamento, e questo credo che sia qualcosa di fantastico, cioè diminuire la spesa, la pressione della spesa sulla sanità, proprio grazie all'aumento poi delle... Sta un attimo pendendo il microfono, Martino. Ecco qua, perfetto. Sistemiamo, come muovo. E riuscire a diminuire la spesa sanità aumentando gli spazi pedonali o gli spazi per fare sport e per stare insieme, credo che sia una bella cosa, e quella che stiamo facendo proprio lì nell'area dell'Expo Havan è un bel progetto. Altra telefonata, buongiorno. Sono Predes, buongiorno a lei e al suo ospite. Prego. Senta, vi ho inviato già stamattina sul presto una mail e niente, io vorrei parlare della parte finale di quella che prima ho già parlato un po' ieri. E niente, si tratta, vado al punto, di Vannacci, una persona che anche, viene, come dire, sì, anche non ci può essere d'accordo su tutto, ma anche apprezzata. Io andrei un po', salterei a piedi pari, vado a dire una cosa per quale io apprezzerei Vannacci, che non che mi vada troppo a genio. Comunque, si sa, vado un po' che in Inghilterra, per esempio, i reati dei cosiddetti colletti bianchi si fanno anni di galera. Sono stato sufficientemente chiaro contro questa corruzione che come di qui si vorrebbe proprio Vannacci. Adesso non so cosa volete, se volete dire qualcosa voi. Ok, la ringrazio. Grazie. Ha avuto tanti voti e quindi va dato atto che ha riscosso un certo appeal nei confronti dell'elettorato. Poi mi permetto di dire che i giudizi sul ruolo
per cui sono investiti gli europarlamentari si potranno fare nel momento in cui li si vedranno a lavoro. Esatto. Prima di questo si può giudicare Vannacci come generale, si può giudicare Vannacci per quello che ha detto, per quello che ha scritto nel libro, ma se lo inquadriamo nella veste di europarlamentare, lui come tutti gli altri eletti non hanno ancora incominciato, quindi lui come tutti gli altri eletti, a mio giudizio, andranno poi giudicati quando porteranno il proprio contributo in Europa con le proprie idee, ma anche con l'insistenza di far valere le idee dei parlamentari italiani nel contesto europeo. Poi ognuno poi è libero di dire quello che vuole. Sì, credo che questa sia un'analisi corretta. Auguro invece il miglior lavoro ai nostri europarlamentari, perché le sfide che attendono l'Europa sono molto, molto difficili, e spero veramente che possano far valere quelle che sono le ragioni dell'Italia all'interno dell'Europarlamento e soprattutto spero che veramente vadano a rappresentare i territori in cui siano stati eletti e non si scollino totalmente dal territorio. Sono ben felice di aver visto eletti, sebbene non fossero nella mia stessa compagine politica, Anna Cisint, che è ormai l'ex sindaco o l'attuale sindaco di Monfalcone, e soprattutto l'amico Ciriani, perché sebbene non fossimo nello stesso partito, mi candidai per lui nel 2016 a Pordenone, e spero veramente che possa fare un ottimo lavoro e auguro a entrambi un ottimo lavoro. Le leggo un paio di mail. La prima è sulla pallacanestro Trieste, più una considerazione, spero che nessuno si offenda, ma i playoff del campionato di A2 di basket hanno dimostrato che una larga parte del pubblico di Trieste e della carta stampata non è fine intenditrice di pallacanestro. Si è infatti passati dai 1700 spettatori in alcune partite di regular season, dalle critiche sistematiche di qualche giornalista, non voi, e del palazzetto che chiedeva la testa di Christian e di Arcieri, a tifosi che hanno fatto code notturne per un biglietto playoff e al Palla Trieste di fatto sold out nelle sfide contro Torino, Forlì e Cantù. Il tutto alla prima stagione in A2 dopo un lustro e diverse soddisfazioni in A1. Il basket è regular season e playoff, non solo la prima. Certi atteggiamenti nella stagione regolare il pubblico e la stampa potevano risparmiarseli. La pallacanestro Trieste meritava un trattamento migliore fin dalle prime battute della stagione, non solo alla fine. Questo è come diciamo spesso accade, una tendenza che quando le cose vanno bene gli stadi e i palazzetti si riempiono, quando le cose vanno male gli stadi e i palazzetti si svuotano. Sì, questo ha ragione, però sul basket mi trovate veramente in difficoltà, nel senso che posso essere un tifoso, ma di quello sport non ci capisco veramente nulla, diciamocelo pure. Sono stato ben felice di vedere, ho seguito la partita da Rai Sport. Sì, la diretta Rai Sport. Esatto, ho seguito la partita da Rai Sport da casa, sono stato felicissimo quando ho visto la città trionfare, perché non è solo il trionfo di una squadra, è il trionfo di un'intera città che crede in quella squadra, quindi sicuramente spero che i tifosi continuino a essere presenti al palazzetto, magari in maniera massiva, e vedere ancora quella squadra fare e portare a casa ottimi risultati e ottime vittorie. Allora, le faccio vedere un servizio, Martini, o meglio, l'abbiamo già trasmesso, ma mi aiuta per aprire un argomento che è anche oggetto di 2 mail, quello delle parole del Vescovo riguardo al Silos di Trieste. Ci vediamo il servizio. La chiusura del Silos è stata da tutti auspicata. Chi l'ha visto sa di un ambiente indegno, sporco, foriero di infezioni e malattie, un pericolo per i migranti e per l'intera città. Non è degno per chi per mesi vi stazionava in attesa di essere alloggiato in una struttura per richiedenti asilo, come previsto dalla legge. Non è degno per una città bella come Trieste, con la sua storia di tante ferite a cui non bisogna aggiungerne altre. Questo è il messaggio lanciato oggi dal Vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, in una lettera aperta. I trasferimenti in strutture di altre città e regioni sono sempre stati fatti, ma in modo insufficiente, e per questo, aggiunge, diversi giovani erano costretti ad attendere lungamente al Silos. Io non ho l'ambizione di avere la soluzione facile per problemi complicati, dico che sono contento che i giovani che sono al Silos siano trasferiti in strutture di accoglienza dove, come prevede la legge italiana, potranno avere un letto, servizi igienici e una prima, sebbene talvolta insufficiente, accoglienza, in attesa che siano valutate
date le posizioni di ciascuno. La struttura di Camposacro, aggiunge il vescovo, non è ancora pronta. Auspico che lo sia il più presto. Le autorità si sono impegnate in questo. Non spetta a me dire quale struttura vada adibita all'accoglienza o le mie opinioni, ma non è di mia competenza decidere se aprire Camposacro o Via Gioia. Io penso, dice ancora il vescovo Trevisi, che il bene delle persone deve essere il criterio fondante di ogni intervento. Ecco, fermiamoci un attimo qui, sentiamo la telefonata, le leggo una mail Martini e poi le lascio fare un commento. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì. Dottor Gulotto, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Allora, volevo rinnovare una delle tantissime domande sempre sul territorio libero, perché ieri quando ha risposto l'assessore regionale Scoccimarro mi sono cadute le braccia, perché raccontare tante menzogne, non voglio usare fregnacce come usa l'avvocato Giacomelli, compagno di partito dell'assessore Scoccimarro, ma sentire che il territorio libero, siccome non ha avuto il governatore, siccome questo, siccome quell'altro, trattati successivi, parliamo delle leggi, parliamo dei trattati e vediamo se il territorio libero è, perché se no vanno in confusione mentale anche loro, chiedono l'allegato ottavo di una cosa che non esiste. Vediamo un attimo, senza fare giudizi, ma leggiamo un attimo anche la sentenza, l'ultima sentenza di Cassazione. I giudici devono aver avuto una confusione quella mattina, devono aver tracapito le cose, non hanno giurisdizione. Come non hanno giurisdizione? Hanno tirato fuori le due leggi del TAR del 2013-14, non mi ricordo, dove Zubali ha scritto 100 pagine senza dire niente, andando in contraddizione anche là. Basta leggerlo, non occorre aver fatto studi, qualche Master Award, basta leggere le sentenze e un attimo cercare di capire, non giudicare, cercare di capire. Sono delle sentenze che non si capiscono. I giudici di Cassazione e sezioni giuridiche non hanno giurisdizione. Come non hanno giurisdizione? Cavolo, se hanno giurisdizione. Hanno tirato fuori due sentenze del TAR, siamo mica con le leggi anglosassoni. Le sentenze non fanno legge. Sarebbe bello che anche il signore che è lì con lei dibattesse su questo, perché ci vuole verità, se no la gente crede sempre di meno nella politica. Senza verità non va niente avanti. Grazie, una buona giornata. Martini? Devo perdere tempo a rispondere. Io le lascio la parola, poi lei faccia come vuole. Diciamo che l'ossigeno andrebbe utilizzato in maniera più proficua di questa rispetto al TLT. Quindi dire che dei giudici cassazionisti non sappiano fare il loro mestiere è qualcosa che è fuori dal pianeta Terra, perché sì, la Cassazione può sbagliare, può magari interpretare, fare delle interpretazioni che servono per fare quella che è la nomofiliachia del sistema giuridico, ma non mi trovo proprio a mio agio nel parlare di qualcosa che non esiste, che ha fatto un danno enorme a Trieste quando gli ha fatto perdere l'occasione di Expo, che continua a farneticare in un sottogruppo, quindi per l'amor del cielo. Questo è uno Stato sovrano, siamo persone serie, andiamo avanti, lavoriamo con l'Italia, per Trieste, per favorire al meglio la crescita economica di un luogo. Le leggo la mail che si rifaceva al Silos. Il vescovo di Trieste sostiene che servono alternative al Silos per i migranti. Ha ragione, gli do una soluzione. Si faccia un censimento a Trieste e in Friuli Venezia Giulia di tutti gli immobili della Chiesa che risultano vuoti o si utilizzino quelli, con annesso vitto garantito, il tutto a titolo gratuito, anzi quale opera di carità verso il prossimo, scrive Luca. Dopo quello che ha sentito nel servizio, che sono le parole del vescovo, come commenta? Il vescovo non sta facendo null'altro che dire che ci debba essere carità cristiana, ed è il suo compito. Il compito del vescovo è essere una luce per quello che sono i cristiani, i valori cattolici all'interno della sua diocesi. È intervenuto su questo argomento. Ovviamente
c'è la parte delle istituzioni che deve fare il suo lavoro, che sta lavorando su questo, però bisogna essere anche seri e pragmatici nelle cose. Noi non possiamo ancora sopportare un'immigrazione del genere e soprattutto la rotta balcanica che porta a Trieste, ed è sempre stata quella che era la mia proposta, Trieste non è un punto d'arrivo primario come può essere Lampedusa, Libia, cioè dalla Libia partono, il posto più vicino, se andiamo a sgravare Malta, che è uno stato piccolo, piccolissimo, e quindi non può far fronte ovviamente a questo tipo di ondate. Il primo paese è l'Italia, e l'Italia dopo deve far fronte, deve mettersi d'accordo in Europa, deve esserci una risposta di stampo europeo. Non in Friuli Venezia Giulia. Prima del Friuli Venezia Giulia ci sono altri paesi sovrani, ci sono altri stati e soprattutto ci sono i confini europei che vanno difesi. E questo spero che accada in Europa, spero che ci sia questo cambio dell'Europa, perché sono stato un fermo sostenitore di quello che doveva essere un esercito europeo, e quindi se Slovenia, Croazia non riescono a difendere i loro confini, chiedano aiuto pure anche all'Italia. Saremo ben felici di andare giù, proteggere i nostri confini, e ringrazio ovviamente il paese amico Albania, che ha fatto l'accordo con Giorgia Meloni per avere lì una sede per gli immigrati pagata dall'Italia per aiutare, e quello è un argomento che va affrontato in maniera pragmatica, non solo con facili slogan, chiudiamo, blocchi navali, no blocchi navali. Bisogna piano piano andarlo ad affrontare e migliorare poi quella che è la vita nei paesi di origine. Sentiamo una telefonata, andremo poi in pubblicità. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì. Mi sentite? Sì. Buongiorno, un saluto alla redazione, gli ospiti e tutti i telespettatori delle 4. Buongiorno. Allora, prima sentivo parlare il gentile ospite quando abbiamo difficoltà a capirla perché l'audio va e viene. Lei ci sente? Pronto? Allora, richiami pure, perché non si è sentito niente se non i saluti iniziali, così possiamo capire l'oggetto della sua telefonata. Approfittiamo a questo punto per andare in pubblicità, visto che sono le 8:30 fondamentalmente in punto, e ci rivediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere comunale di Noi Moderati Mirko Martini, e andiamo a sentire una telefonata. Buongiorno. Pronto? Pronto? Non c'è nessuno in linea, cioè probabilmente c'è qualcuno in linea, ma non riusciamo a collegarci. Ancora un attimo, buongiorno. Nulla. Le leggo delle mail allora. Martini, in attesa che poi col telefono abbiamo più fortuna. Buongiorno consigliere Martini, che fine ha fatto la costruzione della piscina terapeutica? Non se ne sente più parlare. Prima tanti bla bla bla, la piscina si fa qua, la piscina la facciamo là, ma la piscina quando si fa? Allora, non abbiamo una data certa. Io sono sempre stato convinto di una cosa, e questo ho avuto anche un riscontro, che la piscina non vada fatta più in quella posizione, ma vada fatta all'interno del Porto Vecchio, e infatti è inserita all'interno del project financing che ci sarà in futuro. Ci stiamo lavorando, stiamo andando avanti in quella direzione, dove poi i privati, con l'apporto del pubblico, investiranno e creeranno la piscina necessaria a Trieste. Credo che questa sia la direzione corretta, piuttosto che avere 1000 piscinette che poi bisogna vedere anche qual è il loro sostegno economico, perché è facile costruire, andare a fare le cose e poi non poterle gestire, e questo è un problema dell'intero Paese Italia. Noi dobbiamo imparare a gestire ciò che abbiamo e fare in modo che i costi restino bassi, perché se noi andiamo a mettere fuori controllo i costi, fuori controllo la parte dei bilanci
non in conto capitale ma in spesa corrente. Lo dico sempre, il bilancio del Comune di Trieste è formato formalmente da due parti, conto capitale e spesa corrente. Se noi andiamo a fare troppa pressione sulla spesa corrente non ci saranno più denari per poter investire in conto capitale e per poter far girare l'economia. Quindi è giusto avere i servizi, ma bisogna ricordarci che quei servizi poi hanno un costo che qualcuno deve pagare e non possiamo mandare in dissesto i comuni. Io dall'opposizione vedo sempre questa cosa di ma facciamo lo spazio gratuito, ma facciamo un affitto agevolato, e quelle qualcuno deve pagarle quelle cose. Quando Roberto Di Piazza ha ereditato il comune di Trieste, era un comune non sovraindebitato, ma ben indebitato, diciamocelo pure. Non era in passato abbiamo dovuto svendere quella che era la partecipata per poter pagare i mutui del comune e i debiti del comune. Oggi questo è un comune fortemente sottoindebitato, abbiamo tagliato il debito per ben 2 volte per poter non ipotecare il futuro di questa città, per poter non pesare sui giovani che vogliono venire qui, vogliono lavorare, e poter dare alle prossime amministrazioni ossigeno vero per poter fare investimenti seri nella città. Questo significa amministrare bene. Quando un giorno, perché questa è una cosa che non vedete, cari concittadini, questa è una cosa che non si vede, che resta un'operazione finanziaria, un'operazione sulle carte, ma un'operazione che permetterà in futuro veramente di poter investire in questa città, e noi l'abbiamo fatto con un fortissimo alto senso di responsabilità, ed è una cosa che voglio dire sempre. Grazie a questo abbiamo liberato risorse in spesa corrente per poter non dover alzare le tasse, diciamocelo pure, perché le spese aumentano, l'inflazione aumenta ed erano aumentati i costi. Noi, invece di andare a chiedere uno sforzo maggiore già alle famiglie in difficoltà, abbiamo pensato a quello e abbiamo tagliato i debiti del comune. Scusi, torno all'inizio del suo intervento, mi faccia capire, quindi la piscina terapeutica si farà in Portovecchio? Sì, si farà una piscina in Portovecchio che potrà diventare si farà un'altra piscina o la piscina terapeutica che non avrà più luogo lì? È un'altra piscina che si potrà utilizzare anche per questo. Cioè ci sarà rifatta quella dell'ex sito e una nuova? Quella dell'ex sito io sono contrario nel vederla rifatta lì, e non credo che sarà fatta quella dell'ex sito. Insomma è una novità questa. Ma adesso... Che mi dice, io fino a 10 minuti fa ero rimasto che la spianata di fronte al Pedocin, insomma, dove c'era l'ex acquamarina, è propedeutica a ricostruire lì la piscina. Sì, c'è il progetto, si vuole fare, ma ripeto, bisogna anche parlare di risorse, di razionalità delle risorse. Quindi in maniera ben chiara noi dobbiamo dare quel servizio, perché è un servizio giusto ai cittadini, però dobbiamo decidere veramente se fare un doppione, questa città ne ha bisogno, chiediamocelo, oppure non farlo. Ok, sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi chiamo Luigi, chiamo perché intanto un in bocca al lupo per la Pallacanestro Trieste, che finalmente dopo anni è venuta in Serie A. Sì. Da grande tifoso di pallacanestro, questo parlo dagli anni '80, quando era ancora Arlingham, poi Stefane, poi Bic, e oggi Pallacanestro Trieste. La dedico a un grande tifoso che è mio socio, perché purtroppo è venuto a mancare. Poi dopo questo ringrazio il dottor Gulotta, che da professionista almeno ci ha messo la faccia insomma, ed è col cittadino, col triestino. Poi c'è un'altra cosa, mi è piaciuto l'articolo che è stato fatto ieri sul piccolo diritto alla salute. Ecco, si dovrebbe fare di più, perché veramente ci sono strutture sanitarie che insomma bisogna intervenire, perché c'è troppo malcontento. Comunque poi al suo ospite
penso che sia di Forza Italia della ministra Meloni, e non sono né di destra né di sinistra, e dico che quello che sta facendo la Meloni mi piace come ministra perché fa i fatti e non le parole, anche con la struttura là in Albania, insomma è una buonissima idea per questo fattore di emigrati. Ecco. Dopo questo vorrei dire anche che io come persona, come carattere, quando faccio le promesse le mantengo. Sì. Ecco. Poi ringrazio perché nonostante tutto quello che mi sta capitando sanitariamente, io dal mio piccolo combatterò da solo, perché le angherie non mi piacciono. Ringrazio tutti, salve. Luigi, grazie. Ci risentiamo privatamente. Signor Luigi ci aveva chiamato l'altra settimana, palesando un problema che lo coinvolge lui e la famiglia, che riguarda la sanità. L'ho richiamato, io lo ringrazio per le belle parole, insomma non ce n'era bisogno. Sono in attesa di qualche novità e quindi al signor Luigi, se ancora in ascolto, gli dico che magari ci sentiamo, se non più tardi, spero nei prossimi giorni. Eventualmente sono novità già la domenica, se non lo disturbo preferirei di no, proprio per non disturbarla, ci potremmo sentire anche domenica. È una situazione molto complessa. Ho incontrato anch'io delle difficoltà a capirne di più, ma parlerò con Luigi di questo perché sono fatti molto sensibili, riguardano la salute e quindi coinvolgono le strutture sanitarie, quindi insomma preferirei non sbandierare troppo questa sua problematica, ma provare ad affrontarla con serietà in modo, come dire, privato. Il mio aiuto è semplicemente un provare a avvicinare le parti, cioè la famiglia del signore che ha telefonato e le strutture che hanno preso in carico il familiare, e cercare una soluzione o chiarire alcune situazioni che, come me le ha descritte il signor Luigi, non hanno avuto un percorso lineare, hanno avuto un po' dei ribaltoni che a lui non sono piaciuti e che forse hanno anche cagionato qualche danno, ma ripeto, questioni molto sensibili che affronteremo privatamente. Luigi, ci risentiamo nei prossimi giorni, come l'ho chiamata l'altro giorno, lo rifarò prossimamente quando avrò qualche novità. Al netto di questo, le vado a leggere un'altra mail, Martini, perché eravamo ancora sul tema del silos, per quanto poi insomma la posizione del Vescovo, come diceva lei, è un po' una posizione da potersi aspettare, cioè quello di una slancio alla carità umana e alla salvaguardia delle persone più indigenti. Rimane però il nodo della gestione dei flussi, ma soprattutto fisicamente di dove poter creare questa capacità di accoglienza, al netto delle parole del sindaco che ha detto tutti quelli che sono in esubero vanno trasferiti. Il nostro sindaco è sempre stato molto chiaro su quella che sarebbe l'idea esatta, sarebbe quella di creare un centro un centro di prima accoglienza. Nelle vecchie caserme il Friuli Venezia Giulia è tempestato di caserme militari, ristrutturarne una, adibirla a questo e fare in modo che poi queste persone vengano ricollocate. La città di Trieste non può far fronte da sola a questa ondata, non ce la fa, ma dico e ripeto, andrebbero fermati prima che arrivino a Trieste, perché Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Albania, sono tutti paesi che non sono in guerra, non ci sono pericoli, non ci sono derive autoritarie, quindi poi si arriva a Trieste e soprattutto nel silos c'è una cosa stranissima, c'è gente arrivata, se non sbaglio l'ultima volta il sindaco ha detto da Perugia, cioè erano già a Perugia e sono andati dentro il silos, gente che è scesa da Gorizia per arrivare al silos di Trieste, cioè è un ambiente che tra l'altro poi, non essendo di proprietà del comune, il comune ha enormi difficoltà per sgomberarlo perché è un'area privata e adesso c'è
anche un accordo con la parte privata che ha delle responsabilità, il silos verrà sgomberato, la parte privata dovrà metterlo in sicurezza, dovrà chiuderne gli accessi e poi, siccome c'è anche in mezzo delle proposte di vendita, venderlo e riqualificare veramente quell'area e restituirla alla città di Trieste. Mail, una dice: investire tanti soldi pubblici a Barcola dove tutto è gratuito, cosa porta a livello di introiti nelle casse comunali? Ma questo non sempre lo Stato deve tendere a creare introiti, deve dare servizi. Barcola è un servizio che diamo ai cittadini, è un servizio di tutti. Barcola è di tutti i cittadini possono andare lì a fare il bagno a Barcola, è una cosa peculiare della città poter fare un touch magari durante la pausa pranzo, perché ho molti amici che lavorano, magari durante la loro pausa pranzo, non di certo con sto tempo, vanno a Barcola. Oggi è bello, però è fresco. Si fanno una nuotata. Io, per quanto non sono un tipo freddoloso, ancora non ho fatto il bagno neanche nei giorni più caldi, sto aspettando parta la stagione, anche se io adoro brutto tempo, quindi non, da questo punto di vista molto british. Sì, mi trovate a mio agio con qualsiasi tempo e temperatura, ma quello è un luogo che andava restituito ai cittadini, un luogo che aveva subito la mareggiata e un luogo che adesso il Comune di Trieste sta mettendo in sicurezza, anche se non è suo compito, perché per la prima volta il Comune di Trieste si occupa della tratto scogliera. Lo abbiamo visto in una commissione che ha effettuato lì il sopralluogo, una cosa che a me sta molto molto a cuore e che sto cercando di portare avanti, e l'assessore Lodi è con me, è la problematica dell'accesso al mare per i disabili. Questa è una cosa di cui si hanno occupati anche altri consiglieri, una cosa a cui tengo tantissimo anch'io, perché il mare deve essere veramente, veramente di tutti. È una cosa che proprio è una questione più che di testa di cuore, cioè veramente. Io ricordo sempre un amico che mi disse che si trova sulla sedia a rotelle: l'acqua è il mio elemento, è l'elemento dove io posso essere, lui ha una disabilità particolare, in cui però in acqua riesce quasi a camminare, certo, perché è sostenuto a limitare la sua disabilità. Esatto, a limitarla il più possibile. Quindi spero veramente di poter portare avanti questa cosa, perché è fondamentale, e ci sono dei progetti, però richiedono il tempo. Cioè, questo è un paese dove tutto diventa difficile. Ricordo la frustrazione del sindaco in una capigruppo che dice: dovremmo essere pronti per vendere il Carciati, c'è sempre qualche cavillo burocratico per cui non ci riusciamo, e gli amministratori pubblici vivono molte volte, anch'io vivo molte volte la frustrazione di non riuscire a fare quello che realmente voglio poter fare, perché ci sono leggi che bloccano e tutto diventa complicato e difficile. Per questo molte volte dico agli amici che mi chiedono le cose, no? Ho tantissimi amici che mi scrivono: fai questo, fai quello, ma perché non l'hai ancora fatto? E molte volte mi trovo disarmato e dire non ce l'ho fatta, magari sono io sbagliato, e uno si chiede, si fa anche queste domande. Credo che tutti i cittadini dovrebbero stare un periodo di tempo all'interno delle istituzioni per capire molte volte anche la frustrazione. Sì. Le leggo una mail, anzi no, abbiamo una telefonata, poi le leggo una mail che ritorna su alcune questioni che riguardano ieri mattina una commissione, ma ci arriviamo. Buongiorno. Sì, pronto, sono in linea? Sì. Ah, buongiorno, volevo riprendere il discorso prima che è caduta la linea. Sì, prego. Allora, prima il gentile ospite ha definito, l'ex lavatoio come un rudere. Allora, voglio ricordare che, anzi invito i telespettatori di Tele4 di far mente locale che questa amministrazione ha dimostrato poca sensibilità sulla storia di Trieste, perché quel rudere, come è stato definito, era un pezzo di Trieste ottocentesca, dove le donne andavano a lavare i panni, che adesso grazie
a questa amministrazione non l'abbiamo più. Poi viene sostituito con una palestra. Su quello che ha detto l'ospite la volta prima, su quella palestra, lì c'è un capitale privato. Il capitale privato fa distinzione, ed è vero che i nonni andranno a vedere i propri nipoti a giocare, però non i ricchi che potranno pagarsi l'entrata per vedere, diciamo, i propri nipoti. Noi vediamo ad esempio, grazie all'amministrazione, questa amministrazione, che ad esempio la più antica finestra di Trieste del 1350 è stata rubata, non hanno battuto ciglia. La casetta del binario 1 di Trieste Centrale è stata demolita, buttata via, e i pezzi sono stati, diciamo, velocemente mandati in altre parti perché quei mattoni avevano un valore. Abbiamo una marea mezza di ville ottocentesche lasciate in stato d'abbandono, che diventano poi ruderi e dopodiché date in pasto o quell'immobiliare o quel cantiere. Inutile che ce la meniamo, cioè, questa amministrazione non ha interesse né di valorizzare la storia triestina, perché se noi guardiamo in giro nelle altre parti d'Italia o anche fuori all'estero, pezzi come erano, diciamo, in via al posto del lavatoio vengono valorizzati. È inutile che si venga a dire abbiamo fatto del bene. C'è un piano, una volontà ben precisa di distruggere la storia triestina. Dulcis in fondo, quello non è colpa del sindaco, addirittura quei masselli di Piazza Unità venivano buttati via da noi, presi e venduti da un'altra parte d'Italia, tanto quanto che velocemente siamo dovuti, diciamo, per bloccarli. Grazie, buongiorno. Grazie, allora adesso lasciamo rispondere a Mirko Martini, però diamo un chiarimento. Il pubblico non è che pagherà per vedere le esibizioni dei propri figli, cioè se io vado in piscina a vedere mia figlia che nuota, non pago, vado lì negli spalti e la vedo fare. Ci sarà sicuramente, se affiliati alla società che prenderà in gestione quella struttura, ci sarà una quota societaria, come tutti pagano per ogni sport che frequentano. Se si iscrive il figlio a calcio ci sarà una quota annuale, adesso non so quanto ammonti perché ho figlie femmine, non maschi, magari arriverà anche il maschio, e quindi non lo so, però quando si fa parte di una società, sì, certo, qualcuno può non permetterselo, altri sì, ma si paga una quota societaria. Ma per andare a vedere, mi riferisco al mero spettatore di un'esibizione, non ci sarà un pagamento. Ecco, questo che sia chiaro, perché poi si dicono anche ogni tanto aspetti inesatti. Per tutto il resto, tolta questa piccola postilla, per tutto il resto Martini, non mi permetto di entrare io. Quanto riguarda la valorizzazione della storia di Trieste, tutti vogliamo valorizzare la storia di Trieste, ma non possiamo neanche andare a bloccare il progresso per quello che in realtà era un rudere. Signori, l'abbiamo visto tutti, ci siamo entrati lì dentro, anzi io non ho neanche potuto entrarci perché poi è stato bloccato, però era un luogo totalmente inutilizzato, che diventerà una palestra fruibile, ecologica, perché sì, è vero, viene costruita in cemento, che non è un materiale proprio del tutto ecologico, ma la struttura poi potrà avere una sostenibilità di stampo ecologico e soprattutto diventerà un luogo sicuro, un luogo che rispetta tutte le leggi, le regole che ci sono ad oggi per poter fare sport in sicurezza, per poter dare possibilità a tutti i cittadini di fare sport e ripeto, ai nonni, alle famiglie, di poter andare a vedere i propri nipoti fare sport. Non lo vedo come un progetto malvagio. Sarebbe bello tutto, fare giardini, giardinetti, fare spazi, questo tipo di spazi, ma questi poi creano dei costi e bisogna rapportare sempre la bilancia tra costi e benefici e soprattutto agire in modo responsabile. È quello che stiamo facendo, stiamo utilizzando dei fondi a disposizione per l'attività sportiva, per dare la possibilità ai tanti giovani di fare socialità e sport lì dentro, e la possibilità alle scuole di avere una vera palestra efficiente, efficace, grande, spaziosa, dove poter far fare sport ai propri alunni. Non riesco a capire perché questo progetto da una determinata parte politica, che poi, come abbiamo visto in questo caso, perché se il Signore dice ma dovremmo pagare per andare a vedere i nostri
i nostri nipoti significa che qualcuno gliel'ha detto, qualcuno gliel'ha comunicato, quindi c'è una parte politica che cerca di insinuare nei cittadini poi il dubbio, oppure utilizzando falsità, e questo non deve accadere, perché qui forse sbagliamo noi la comunicazione. Questo succede veramente oramai molto molto spesso, che una parte politica tenda, che diciamo la parte politica di sinistra, non stiamo qui a nasconderci, tenda a dire menzogne per poi poterle utilizzare, ma credo che i cittadini abbiano dimostrato anche con queste europee di non essere molto permeabili. Le leggo una mail. Buongiorno a tutti, volevo chiedere al signor Martini, sempre che anche questo non sia una perdita di tempo, come mai ieri mattina non c'era nessuno in consiglio se non l'opposizione per discutere temi importantissimi come amianto, malattie rare e silos. Grazie e buon lavoro a tutti, scrive Fulvia. Allora, capiamoci quello che è accaduto ieri, perché io ero presente, perché sono il presidente di quella commissione. Quella commissione è stata fatta in un orario particolare, perché la prima commissione di solito si fa il giovedì alle 12, è stata fatta il giovedì alle 9 perché il sindaco aveva delle necessità per la sua agenda, è stata spostata. Poi il sindaco, povero, non stava bene, non possiamo fargliene una colpa, cioè se uno si ammala non è che se la vuole, cioè ha l'influenza, deve passargli, non possiamo fare altro. Questi non è che stavamo discutendo di questo e avremmo risolto il problema di quello in quella commissione, semplicemente la si rimanda magari di un poco, però comunque si parla dei temi e comunque si lavora per la città. Resta rammarico però, questo sì, questo diciamo, resta rammarico che alcuni consiglieri siano molto 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 presenti e questo non venga valorizzato. Alcuni consiglieri sono molto più latitanti e questo non traspare alle persone, questo tipo di impegno, come nel mio caso, quello di Marcello Medao, di Francesco Panteca, di Salvatore Porro, che sono praticamente sempre lì presenti per i cittadini, e invece c'è chi è molto più latitante. Io sono convinto che una delle cose che bisognerebbe fare e che ho chiesto più volte di fare alla Presidenza del Consiglio è quello di creare delle tabelle con le presenze, perché si vedrà che alcuni consiglieri sono veramente tanto presenti, sempre lì, specie i capigruppo. I capigruppo sono quelli più io stesso sono un capogruppo, sono quelli più sacrificati, diciamo, che si sacrificano sempre, e altri che si sacrificano molto meno. Quindi verrà riproposta la commissione per i temi? Sì, quella commissione la si deve fare, verrà riproposta al più presto. Ne abbiamo già un'altra di commissione in calendario, bisognerà semplicemente riconvocarla. Ricordiamo che la prima commissione ha una peculiarità particolare, cioè agisce rispetto alle altre commissioni in maniera residuale. Oltre ad avere le sue competenze specifiche, ha anche la competenza residuale, cioè tutto ciò che non è affrontabile dalle altre commissioni viene messo nella prima e quindi viene dato al sindaco che penso che sia uno dei sindaci che lavora di più in Italia, il nostro sindaco, che abbraccio tantissimo, e Roberto Di Piazza lavora tantissimo per questa città, dalle 7 di mattina alle 11 di sera, e quindi si trova molte volte a venire in commissione anche in maniera molto rapida, e questa volta è andata così. Stiamo lavorando per il bene di Trieste. Le leggo una mail che dice: come consigliere circoscrizionale voglio segnalare che l'ex lavatoio è esistente ed è gestito da Amis in modo eccellente, organizzando visite e spettacoli. Il calendario estivo dell'ex lavatoio è inserito in Trieste Estate 2024 e inizia oggi nel tardo pomeriggio. Grazie a Roberta D'Ambrosi, consigliere della quinta circoscrizione, che ringrazio per la specifica. Difatti la mail successiva mi chiede: il lavatoio lo hanno buttato giù stanotte, perché fino a ieri c'era anche in via San Giacomo in Monte, oppure di lavatoi ce ne sono diversi? Allora abbiamo capito che evidentemente ci sia stata una interpretazione sbagliata semplicemente rispetto a ex Pavana, ex lavatoio, ex l'ex c'era, poi il resto era sbagliato. Grazie Mirko Martini, sono le 9, la salutiamo, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie mille a tutti.
Noi andiamo in pubblicità e tra poco saremo in compagnia del consigliere comunale della lista Russo Punto Franco, Alberto Pasino. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, 9-5 minuti in compagnia del consigliere della lista Russo Punto Franco, Alberto Pasino. Ben ritrovato. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a chi è a casa. Ereditiamo una telefonata da prima della pubblicità che andiamo a sentire. Buongiorno. Pronto? Ancora difficoltà con questa telefonata. Allora Pasino, affronto un altro argomento, ovvero... Poi posso intervenire perché ho visto alla fine il presidente Martini, ieri non è stato possibile, io ringrazio molto Mirko Martini, fa un ottimo lavoro, io avrei dovuto presentare una delle 4 mozioni, quando ho ricevuto la convocazione poi ho spiegato che ero per presentare a Milano per conto di un'associazione a un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano, la posizione di un organismo che rappresento sulla sostenibilità per gli avvocati e quindi oggettivamente era un impegno già assunto da tanto tempo e non potevo presenziare. Ogni tanto, ma questo è fisiologico, si creano delle posizioni. Mi sono scusato subito con il Presidente Martini, che anzi poi ho incontrato qua fuori, insomma è stato molto disponibile, stiamo discutendo una data che sia compatibile sia con l'agenda del sindaco che con la mia, insomma, ci sono varie sfaccettature del problema, io sono molto rammaricato di non aver presenziato, ma ripeto poi grazie a Dio ho anche i miei impegni professionali e insomma talvolta può capitare che le attività di carattere politico non si possano svolgere perché collidono con altri tipi di impegno. Ma insomma, credo che il lavoro che si sta facendo talvolta crea delle difficoltà, ma insomma sono cose anche fisiologiche. Certo. Dicevo, noi abbiamo trasmesso anche facendo una lunga diretta questo incidente che è capitato alla motonave Audace che riguarda la tratta marittima fra Grado e Trieste e ovviamente viceversa. È un po' sfortunata questa linea perché prima con un'imbarcazione diversa, poi con questa che è anche nuova perché è uscita dai cantieri circa un anno fa, ha avuto, o 2 anni fa, comunque ha avuto notevoli difficoltà nel garantire la continuità del collegamento, al netto poi di tutta quella che è stato il disagio dei passeggeri, la paura, i timori. Fortunatamente è andato tutto bene, nessun ferito, nessun ricovero, solo tanto spavento e operazioni che si sono prolungate, ma necessariamente perché insomma si trattava di portare via 81 passeggeri da in mezzo al golfo, quindi non è che si poteva fare così. Lei cosa evince da questo avvenimento? Allora, ci sono più capitoli aperti. Il primo capitolo aperto è a natura giudiziaria. Sappiamo che la Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo per naufragio. Ora, spieghiamo tecnicamente un aspetto. Quello che si è verificato non è un naufragio, ma è una sommersione. Perché? Perché il codice penale, non il codice di navigazione in questo caso, ma il codice penale punisce il naufragio e la sommersione di nave. Quindi quello che è successo è che la nave ha imbarcato acqua da prua, si è ingavonata e a quel punto rischiava l'affondamento. Quindi questo ha portato la Procura a ritenere che si dovessero compiere delle indagini per verificare se sussiste quel reato. Questo è un primo profilo e a questo punto leggiamo tutti sui giornali delle cose che stanno emergendo, che cioè la tesi originaria del comandante che affermava che secondo lui questo evento è stato causato dal fatto che l'acqua è stata imbarcata da una falla causata da un oggetto semisommerso. Non sembra trovare riscontro, ma ripeto, questo è quello che risulta dalle notizie trapelate nel corso dell'inchiesta avviata come per legge dalla Capitaneria di Porto. Sembra una tesi che non incontra riscontro di fatto. Questo significa che cosa? Che si può andare incontro ad un processo, è possibile che questo accada, si parla di
naufragio o, lo ripeto, per sommersione colposa, quindi si ipotizza che qualcosa non abbia funzionato nella gestione per esempio della navigazione, l'abilitazione a navigare a 5 miglia dalla costa, qua si era a 4, a certe condizioni metomarine, insomma si faranno dei chiarimenti prima in ambito di questa inchiesta ordinata che sta compiendo la Capitaneria, poi da parte della Procura che riceverà il verbale effettuato dalla Capitaneria e svolgerà a propria volta ulteriori indagini e aprirà un processo. Ora, cosa succede? Io faccio una valutazione, a questo punto spostiamo su un altro piano e chiediamoci che cosa non ha funzionato. Quello che sappiamo di certo è che questa linea è oggi oggetto di lazzi a Trieste, cioè se tu devi ridere di qualcosa sul Cinciut, una delle cose su cui si ride è questa. Semplicemente bisogna chiedersi perché. A, B, bisogna unire i puntini, uniamo i puntini. Cioè, grazie a Dio di questa vicenda possiamo continuare a ridere. Certamente quelle 81 persone di ridere non hanno nessuna voglia, ma nessuna, perché c'è chi ha temuto per la propria incolumità. E questo ci rimanda, no, alle tante vite che vengono perse in mare. E ci rende forse anche più solidali con chi affronta i rischi della navigazione. In questo caso era per scopo lusorio, era per divertimento, svago, turismo, altre volte così non è per necessità. E allora ci troviamo in questa situazione arriva da quella che la cittadinanza ha vissuto come un'inadeguatezza, cioè il varo di questa nave è del 1° giugno dello scorso anno. Prima si era constatato che la barca che era stata adibita a questo servizio era inadeguata. L'Adriatico. Io quello che mi chiedo è, ma è normale quando si assente una concessione per lo svolgimento di un servizio che il concessionario ammetta l'inadeguatezza e continua a essere, dei mezzi che ha adibito e continua a essere concessionario? Io non ho mai rivestito la carica di ente concedente, non l'ho mai fatto. E parlerei con più facilità se l'avessi fatto, però sono stato legale che ha assistito concessionari contro enti concedenti e sono stato severo. Ho visto casi, era un caso per esempio l'autorità di sistema, l'allora autorità portuale aveva minacciato il titolare della concessione del Molo Settimo di revoca della concessione tanti anni fa, cioè ci sono dei casi in cui la legge prescrive la revoca della concessione e quando io ho letto di questa sostanziale confessata inadeguatezza ho detto, beh, ma in questo caso, se non in questo caso, quando? Quando revochi? Quindi lei se l'aspetta. Ma io non mi voglio sostituire alle persone che debbono fare chiarezza. La cosa che mi sorprende è questa. È successo un pasticcio brutto e sono tutti a dire che dobbiamo fare chiarezza. Beh, si sappia che quando sarà fatta chiarezza qualche testa cade, perché questa situazione non va bene, cioè è stata tollerata e anche credo troppo dai cittadini. Che a un certo punto i cittadini triestini mi piacciono moltissimo, facendone parte, insomma, hanno una sorta di ironia, no? E insomma si arriva al viva la Bon, che talvolta è anche una forma di disimpegno, però il dato di fatto è che insomma le slings and arrows of our treasure's fortune che ha subito Trieste nei secoli ha portato i triestini alle volte a essere un po' fatalisti. Però di fronte a un fatto come questo, siccome, ecco, vedete, adesso abbiamo smesso di ridere, quello che è successo è che delle persone potevano morire in relazione ad un fatto che si incardina in una vicenda concessoria che ha avuto, diciamo, delle criticità notevoli. Allora, non è che va tutto bene, no? Cioè si farà chiarezza e mi auguro che ci siano delle assunzioni di responsabilità, che adesso non vedo, perché adesso si dice, beh, ma l'APT ha chiesto l'intervento della magistratura, intanto chiariamo,
L'intervento della magistratura c'era comunque, perché se c'è un'inchiesta da parte della Capitaneria, gli atti poi vanno in procura. Quindi quella roba là non è un atto d'eroismo, è semplicemente, insomma, un opportuno segno di sottomissione all'autorità giudiziaria. Ci si ricorda che la nave era munita dei certificati di navigazione. Bella forza, cioè una barca non viene neanche iscritta al registro delle navi se non ce l'ha, cioè tutte le navi ce l'hanno, e questo non evita la torre ai canyon, piuttosto che i disastri che hanno portato poi all'evoluzione del diritto marittimo e delle relative normative. Quindi insomma io quello che mi auguro è che tutta la politica sappia, da un lato c'è stato chiaramente chi ha stimolato, no? So che il consigliere Russo ha fatto ripetute interrogazioni, io poi incontro operatori, cittadini, non ho voluto ulteriormente, insomma, gravare, però insomma anche il sindaco, insomma, in questo mi auguro, il bravo sindaco, come diceva prima di me Mirko Martini, insomma, si faccia sentire, e so che sui giornali lui ha detto più volte, evidentemente in modo informale, si è fatto vivo per ottenere chiarimenti. Insomma, questa cosa, vedete, danneggia l'immagine di Trieste, perché questa qua è facile spacciarla come linea Grado-Trieste. Il dato di fatto è che il flusso non è da Grado a Trieste, ma è il contrario, cioè il cittadino viene attratto d'estate nella nostra città e gli verrà ovviamente detto, tra l'altro, da qua vai ad Aquileia, vai a Grado, vai a Cividale, vai a vedere, insomma, le perle che contornano la nostra città. E noi da anni abbiamo un servizio, insomma, che occupa le pagine del Cinciut, e adesso anche quelle rischiamo che occupi quelle della Nera, grazie a Dio, per un pelo non è stato così. Dobbiamo andare in pubblicità, una breve pausa, rientro subito una telefonata e vedremo alcune mail, a tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia del consigliere comunale della lista Russo, Franco Alberto Pasino. Abbiamo parlato di ciò che è accaduto alla motonave Audace sull'incidente in mezzo al Golfo. C'è anche la vignetta di Marco Inglaro, che apriamo un attimo solo, che sto armeggiando con la mail. Non è un che fa il tiro, è più facile che sia la nuova barca per grado, che in verità è quello che è l'oculare di un sottomarino. Insomma, ripeto le parole di Pasino, fortunatamente si può fare ironia, perché non c'è stato nessun ferito, nessun morto ovviamente, e quindi è più facile prenderla con questo spirito. Il che non toglie che si debba fare chiarezza come se i morti ci fossero stati. Certo. No, ma non che lei dicesse il contrario, ma è ciò che fa carico a questo punto alla nostra comunità, cioè trattare, siccome questa, vedete, la pena è aggravata, cioè nel caso di naufragio colposo, di norma la pena è da 1 a 5 anni, se la nave è deputata al trasporto di passeggeri, la pena è raddoppiata, cioè il che è ovvio. Dobbiamo essere tutti, prestare una particolare attenzione ad analizzare la situazione, analizzare la concessione, verificare questa barca. Fino a ieri non si sapeva neppure di chi fosse con chiarezza, oggi mi pare che emerga che sia della TPL Scarl, di una società, cioè che sia stato identificato il soggetto. E so che al riguardo la Presidente dell'APT all'inizio il giornale riferiva che non rispondeva al telefono a questo proposito, e, insomma, sono tanti aspetti da chiarire, come se con la stessa acuta attenzione che dedicheremo a questa circostanza, se ci fossero stati morti, che grazie a Dio insomma, noi
una dei capisaldi della sicurezza italiana e la nostra marineria, in particolare la Capitaneria di Porto, tutti la stanno ringraziando e mi sento di unirmi a questo coro. Le faccio vedere questa pagina, Pasino, queste sono le testimonianze, le onde, il vento, la nausea, fortunati di essere vivi. Poi quando si dice piove sul bagnato, perché nello stesso gruppo Vidali l'Adriatica è ferma, quello è il collegamento a Lignano, ancora un intoppo per Adriatica, la motonave che dal 2021 aveva svolto il servizio marittimo per APT sulla tratta Trieste-Grado e che attualmente è impegnata sulla linea Lignano-Grado. Dal pomeriggio di mercoledì e per tutta la giornata di ieri è rimasta ferma a Lignano alla darsena a sbarco dei pirati, nessun problema tecnico questa volta, un membro dell'equipaggio si è infatti improvvisamente ammalato e non è stato possibile rimpiazzarlo subito. Lo stop forzato dovrebbe interrompersi comunque già questa mattina con la regolare ripresa dell'attività. Come dire, è strano, no? No, scusi. No, io ho allora, finito. c'è una ridondanza, no? Ci deve essere una ridondanza, cioè, non so, i rimorchiatori a Trieste fanno due attività, fanno il rimorchio manovra e il rimorchio trasporto. Spieghiamola più semplicemente: una parte dei rimorchiatori vengono utilizzati per andare alla SIOT, per accogliere le navi, fare cioè la manovra che assistere questa nave nella manovra, e altri sono sul mercato privato. Io devo trasportare via mare una chiatta da Trieste a Monfalcone, chiamo uno degli operatori e con un contratto privatistico ci richiamano da un luogo all'altro. Sono diverse, la prima delle due concessioni è di prontezza, cioè la nave è sempre pronta a prestare il proprio servizio. Ovviamente se uno si ammala non è che non va c'è una ridondanza del personale. E cosa stiamo dicendo? Che qui se viene la dissenteria al Mozzo la barca non parte? Non è questione, io faccio qui il politico, non faccio l'avvocato, non faccio il pubblico amministratore perché non sono un assessore, ma qua c'è da marciare, sveglia. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Lei è l'avvocato Pasino. Buongiorno, prego. Allora, mi è stato riferito, e voi non so se me lo potete confermare, che la motonave, il battello, ha il fondo piatto. È vero questo? Voi lo sapete o no? So. Allora. La carena sì, piatta. La chiglia, guardi, io la vedo da questa sulla immagine, foto, esatto. ce l'abbiamo sulla foto. Sembra di no, insomma, non sono un grande esperto. Aspetti, però. dunque. Però la signora ha fatto una domanda molto pertinente, ma non la voglio interrompere, dica signora. Se è vero questo, ho sentito che questa società faceva piatta sulla laguna. Io non penso che una motonave col fondo piatto possa navigare sul mare che ieri non era proprio piatto. Eccolo, questo ve lo dico proprio da ignorante, no? Perché insomma non era proprio il momento giusto penso non sia un battello adatto ad un mare che da un momento all'altro, massima con questi tempi, può rinforzare. Ecco, questa è la mia opinione da ignorante, lo ripeto, ma da triestina doc, che anche se non ho una barca, insomma qualcosa si riesce a capire. Grazie. Ma signora, lei dice esattamente quello che ci attendiamo dica qualunque triestino, cioè qualunque triestino, anche quello che proprio non è per barca, come si dice, cosa che i triestini di norma invece sono, sa perfettamente che Trieste ha un mare che è per gran parte dell'estate liscio come l'olio. E poi a me è successo su un 420 quando facevo un po' di regate eccetera, poi di botto dal nulla nel giro di pochi minuti il mare entra in tempesta. E questo ci provoca la sua riflessione, che è giustificatissima. Io non so con esattezza, qua ci vorrebbe un ingegnere navale oggettivamente, perché per quello che vediamo nella foto non sembra fondo piatto, però i termini sono relativi, cioè non dobbiamo attenderci per definire un fondo piatto che il fondo sia completamente piatto. Lei sta provocando una nostra riflessione con riguardo a un aspetto. Noi sappiamo che la Adriatica è una barca per navigazione di laguna. Noi sappiamo che il concessionario Vidali curava in precedenza e cura certamente ancora trasporti di persone
in laguna. Quello che è certamente come dire, problematico è adibire navi per la navigazione in laguna al trasporto nel Golfo Triestino. Se l'Audace non fosse tecnicamente idonea a questa navigazione, io francamente non me la sento di dire, perché questa è una valutazione che verrà fatta prima dalla Capitaneria di Porto e poi dalla Procura della Repubblica. Quindi, però il senso comune è nel senso che invoca lei, cioè siamo perplessi. Certamente la barca precedente era sempre ferma, bastava che un gabbiano sbattesse un'ala e provocasse un moto d'onda, e scusate, faccio ironia, mi dispiace, ma l'hanno fatta in tanti. Sentiamo un'altra telefonata, poi nuovamente pubblicità. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. Buongiorno Gino. Approfitto della presenza dell'ospite per riproporre quella domanda che le ho fatto una volta precedente sul discorso dei posteggi a pagamento nelle sedi stradali, che collide con quelli che sono i regolamenti del codice stradale, a quanto sembra. Grazie per la risposta. Grazie, si rifà alla dinamica secondo cui i posti blu, quelli a pagamento, dovrebbero essere posti all'esterno della carreggiata, in aree deputate alla sosta, e non andando a occupare quello spazio tra un marciapiede e l'altro, dove in verità dovrebbero correre le auto. E quindi buona parte dei posteggi blu, secondo questo regolamento del codice della strada, in tutte le città italiane, non facciamo solo riferimento a Trieste, non sarebbero, e uso questo termine non a caso, a norma. Allora, facciamo così, guardi, io non essendo l'assessore deputato a questa scelta, non sono in grado di giustificarla. Cioè, io quello che le posso dire è che è frequente che nei comuni, penso al caso dei 30 all'ora a Bologna, i comuni si pongano in contrasto con la normativa nazionale. Questa è la verità. Cioè, quindi mi sembra una domanda che ha in sé la risposta. Allora, quello che posso fare, mi prenderò un appunto e farò un'interrogazione all'assessore competente e che mi auguro ottenga rapidamente risposta. Mi ci dedicherò durante il weekend. Ringrazio molto l'ascoltatore, poi con Bernardo riparliamo un attimo, vediamo la registrazione e così la faccio in modo opportuno, e mi auguro la volta che verrò qua di nuovo in trasmissione di darle una risposta che a questo punto diventa dovuta. Però le ripeto, la domanda, poi quello che io farò sarà trasferirla all'assessore competente, di fronte al fatto che lei lamenta una inadeguatezza della sistemazione degli stalli rispetto alla normativa in vigore. Grazie molte per questo stimolo. Andiamo in pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati in diretta, 9:35 minuti. Una mail, Pasino, vorrei chiedere al vostro ospite cosa ne pensa della mancata apertura dei bagni ferroviario e Kral. Forse, a mio avviso, non se ne è parlato abbastanza su queste due grandi assenze nell'estate triestina. Il bacino di utenza è notevole. Come mai l'autorità portuale o la capitaneria, chi di dovere, non si è attivata per tempo? Scrive Renata. Allora, vorrei evitare di maramaldeggiare, cioè, mi spiego. Sapete, no, che l'opposizione è critica, lo sono stato fino adesso, no, vediamo come è stata gestita questa concessione, e poi ci sono tanti fronti rispetto ai quali è stata a lungo la galleria foraggi, il tram, la cabinovia. Allora, però qui mi sento di essere meno severo, perché quando c'è stata la mareggiata, e spero di non sbagliare, anche gli stabilimenti a cui ci siamo riferiti hanno subito il disastro causato dalla mareggiata, e quindi può darsi che questo ragionamento impatti sulla riapertura. Ecco, quando è avvenuto questo evento,
l'assessore Babuder si è rimboccato le maniche e ha fatto quello che poteva insieme al resto della macchina comunale perché si riattivassero i servizi, si riattivasse la fruizione della costiera triestina. Se in questo ambito non ha ancora trovato soluzione la fruizione del ferroviario, questo certamente causa il disagio che mi viene riferito, non è solo, cioè ci sono altre situazioni singolari, ci sono persone che erano abituate a fruire della balneazione tra Grignano 1 e Grignano 2, mi consta che siano state chiuse, diciamo l'accesso dal Porticciolo e verso Grignano 2 è stato chiuso, queste persone cessano di poter fruire di quegli spazi. Ci sono varie situazioni di disagio, posso fare, ovviamente mi faccio anche in questo caso carico, e ne parlerò con l'assessore Babuder e la prossima volta che sarò qui darò una risposta. Ho l'impressione che ci sia un allineamento con le altre problematiche, cioè bisogna lavorare per rendere sicuro il luogo per la balneazione ed evidentemente lo sforzo non ha potuto assolvere anche la necessità di rendere fruibile nuovamente il ferroviario. Credo che in questa fase ci sia una legittima richiesta alla cittadinanza di accettare un sacrificio e fruire di quelle parti che sono state ripristinate per tempo. Io ho l'impressione che su questo non mi sento di essere severo verso l'amministrazione. Allora, una mail dice: si possono fare domande al consigliere senza essere tacciati di talebanite cronica o rischiare qualche querela? In tutto questo però la domanda non l'ha fatta, quindi se siamo punto da capo mi viene da pensare. Esatto. A tutti voi dello studio buona giornata. Il mistero della avaria della motonave che adesso l'avvocato Pasino sta parlando, gioiamo che tutto sia risolto nel migliore dei modi ovviamente. Il resto bisogna attendere che la commissione dei periti esprima il suo giudizio. Appartengo alla 5ª circoscrizione, si parla della carenza del verde ma non è così. Posso affermare con cognizione di causa che da noi non manca assolutamente il verde, piuttosto l'illuminazione della via Fra Paolo Naldini. A questa via proprio manca l'illuminazione. Un piccolo percorso del verde, il giardino Basevi, il giardino che va da via Rivalta alla caserma dei Carabinieri, ora quel piccolissimo alla Maddalena, il grande giardino a scalare che va dalla strada dei Fiumi, insomma c'è del verde anche nelle 5ª circoscrizione. Torniamo a questo ascoltatore, io lo prego di chiamare, cioè io ho fatto la battuta, no, si rischia senz'altro la querela, non è così, cioè io so perfettamente, guardate, non so a cosa si riferisca, ma se parliamo di talibanismo, i talebani sappiamo dove stanno, è facile entrare nei temi. So che una porzione importante dell'elettorato ha premiato una persona che negli slogan diceva ora basta, basta col velo. Quella è un'opinione diversa dalla mia, profondamente diversa dalla mia, però come lo yin e yang, cioè una comunità è composta dal bianco e dal nero, gli opposti servono, sono ineluttabili, sono legati e bisogna trovare un dialogo tra i due. Quindi dipende dai toni. Se uno poi, io credo, no? Se uno poi pone le questioni per provocare e poi per dire vedete quel comunista di Pasino, no? Che li vorrebbe tutti, dipende da come ci si pone, insomma. Io penso questo, la nostra comunità ha necessità di destra e ha necessità di sinistra e di sintesi tra le due posizioni che tipicamente viene nel centro. Il punto è come si dialoga. Guardate, il punto, se il tema è quello, il vescovo interviene, no? Per dire vabbè, chiudiamo il silos, lo stavamo chiedendo tutti di chiudere il silos, no? Perché è una schifezza il silos, però mica si chiude e si manda la gente in strada. Allora il sindaco dice sì, no, ma arriveranno dei pullman e li porteranno via. A cosa ci sarà un servizio quotidiano di raccolta? Non credo. Cioè si dice adesso diamo una soluzione temporanea, ma non è una soluzione organica al problema. E allora il sindaco interviene. Ora non mi si dirà che
quando parla con il sindaco, va dal sindaco e si mette e dice ora basta, che schifo questi con il velo. C'è un modo di dialogare, e credo che lo stesso modo che le persone hanno per esempio con il vescovo, prima mi scuso, ho confuso tra vescovo e sindaco, intendo dire, quando si parla col vescovo si usa un tipo di gergo che sarebbe opportuno si usasse sempre tra le persone, no? Cioè, fatto di rispetto, cioè io capisco benissimo se uno ha disagio di fronte a una persona col velo, lo capisco, ma detto questo cerco di correggere, no? Cerco di correggere, di portare degli elementi di riflessione che ci facciano accettare, perché io ero a Milano ieri in metropolitana e non ho visto i milanesi prendere a gomitate la mamma con 3 bambini col velo e di fianco a lei, questa era chiaramente una persona che veniva da Maghreb, di fianco a lei c'era un'altra persona di complete diverse origini che era chiaramente anch'essa si accettano, ma come si accettano a Londra, come si accettano nelle grandi comunità, che sono comunità composite. Non rifiutiamo questa prospettiva. Telefonata, buongiorno. Molto buongiorno. Prego, buongiorno a lei e al buongiorno, suo ospite. buongiorno, Volevo chiedere, senza tanto giri di parole, perché adesso ci sono stati alcuni casi di dengue importati, però c'è stata un giro di disinfestazione qua, là, su, giù per questi 5 casi, ma le zanzare ci sono sempre. Perché non si fa una disinfestazione sistematica 2-3 volte al giorno attorno alle scuole, al cimitero, dove le zanzare prolificano? Visto l'inversione climatica che abbiamo in questo periodo, gli inverni sono sempre più caldi, quindi le larve e gli insetti nocivi non muoiono. Perciò sarebbe il caso di fare, lei potrebbe fare un'interrogazione al comune, ai suoi consiglieri, a chi vuole, per fare una disinfestazione locale sistematica dappertutto. Vicino ad alcuni asili, scuole dell'infanzia, mi scusi, proprio per entrare nella scuola ci sono dei cespugli strapieni di zanzare. Questo è il tema, signora. Che siano dengue, che siano locali, che siano quel che vuole, le zanzare comunque portano malattie e quando pungono si può andare incontro anche a delle malattie, cioè il bambino si gratta, si porta in giro questi microbi e vanno incontro ad impettigine con vari antibiotici che bisogna prendere. Quindi io chiedo, non solo quando c'è il caso eclatante di dengue importato, ma che si faccia che si richieda una disinfestazione sistematica di alcuni posti sensibili, tipo il cimitero o le varie scuole. La ringrazio, buongiorno. Grazie signora. 2 o 3 volte al giorno la vedo difficile. A Lignano la fanno ma io la 4 vedo, volte all'anno. intanto è necessario fare cosa? La signora secondo me pone una questione di metodo, cioè dice al variare delle situazioni occorre che il comportamento della pubblica amministrazione cambi. Questo è il primo aspetto che io colgo, che è pregevole. Tendenzialmente tutti stiamo in una zona di conforto, cioè se immagino, no, andiamo in un ufficio comunale, questi dicono ma noi abbiamo sempre lavorato correttamente, faccio l'esempio, no, delle perdite d'acqua, dicono ma noi siamo bravissimi, non siamo come tanti altri, è tollerabile, ma il fatto è che invece è tollerabile un fenomeno non lo è, cioè quindi bisogna cambiare comportamento. Quindi quello che io apprezzo dell'intervento è questo, occorre sempre stimolare, e questo credo che per un politico sia molto difficile, perché per un politico la prima cosa, sembra paradossale, ma è il rapporto con la pubblica amministrazione, perché è la pubblica amministrazione che, come si usa dire, mette a terra le idee dei politici. Se un politico entra in un ufficio che crede di lavorare bene e dice guardate adesso si cambia, quel politico rischia di avere un pessimo, da assessore, rischia di avere un pessimo assessorato. Vi dirò,
si dice che in passato vi furono personaggi politici la cui sorte fu segnata da da un'incapacità di gestire questo rapporto. Però io sono molto d'accordo con la signora, perché io credo che la città debba cambiare in termini generali, e perché questo succeda i primi a esserne convinti intimamente debbono essere i dipendenti funzionari della macchina comunale. Primo aspetto. Secondo aspetto è un aspetto anche più tecnico. Certamente c'è bisogno di disinfestazione, immagino che ci sia anche un gran bisogno di cura, non è la semplice disinfestazione, ma la cura dei luoghi, cioè in casa mia, lo so, ho le zanzare perché ci sono delle pozzanghere, tombini, dove queste proliferano. Probabilmente quello che occorrerebbe, la signora faceva riferimento a quel cespuglio, bisognerebbe, e questo non so a chi competa di preciso, cioè non è tanto una macchina che passa e disinfesta, credo che ci sia bisogno di vuotare l'acqua da certi tombini, cioè avere una cura diversa del territorio, e questa è una provocazione, uno stimolo per meglio dire che la signora ci sta dando e al quale cercheremo di adeguarci. Una notizia dell'ultimo minuto, stata una rapina in via Vergerio a una tabaccheria con un bottino di 1.000 euro. Non ci sono altri dettagli al momento, maggiori ne forniremo nel corso delle edizioni dei nostri telegiornali. Ripeto, una rapina in una tabaccheria in via Vergerio con un bottino che si aggira ai 1.000 euro circa. Altre notizie di cronaca. Allora, dobbiamo lavorare perché la città, io non ragionerei della coda del problema, della testa del problema, cioè io ho sempre pensato che noi dobbiamo pensare a costruire una città prospera. Per costruire una città prospera investirei di più nell'industria, francamente, e invece sfumerei un po' sul tema del turismo. E perché alla fine, se no, creiamo, cioè il turismo ha poca capacità di assorbimento di manodopera, mentre l'industria, il porto, sono capaci di creare posti di lavoro remunerati in modo adeguato. Allora, vedete, non voglio dire, ma a Trieste non è città sicura, questa roba qua, insomma, vabbè, già in campagna elettorale ci si lamentava di un problema. Abbiamo parlato all'ultimo consiglio comunale, c'era una mozione, consigliere Salvati, a cui è stata negata l'urgenza, che riguardava il disagio giovanile e le baby gang. Era di 2 anni fa, sicché quando è stata discussa si discuteva di baby gang, cioè del problema dei giorni precedenti. E abbiamo detto, siccome poi il procuratore della Repubblica per i minori Russo ha fatto una dichiarazione al piccolo dicendo la comunità è carente perché a questi ragazzi non si fa fare sport, cioè non si fanno fare quelle attività che consentono la vera integrazione, e allora si è detto, ma insomma, no? Sì, non bravi ma non bravissimi, no? Questo è del comune, perché lo dice, è stato il mio intervento, ho detto, ma non è che lo dice Russo Francesco, lo dice Russo il procuratore della Repubblica, che è un'autorità dello Stato, che certamente non ha partigianeria politica. Quindi c'è un tema da un lato di inadeguata gestione del disagio giovanile, tant'è vero che la Giunta l'ha fatta propria questa mozione. Quindi evidentemente c'è una consapevolezza lodevole. Quando si è fuori dallo scontro in campagna elettorale, evidentemente è chiaro che anche che insomma, le cose le facciamo con la stessa prospettiva. Però io cercherei di, come dire, tagliare il problema dalla radice. Noi non possiamo assolutamente pensare che consolarci di fronte all'idea che arrivano le navi bianche, sbarcano migliaia e migliaia di persone, vanno a comprare un caffè, i bar sono pieni, che goduria. Non è questa la soluzione è più complessa e si sa che passa attraverso dei bocconi che il politico non vorrebbe mai dover far buttare giù agli elettori, che cioè la creazione di posti di lavoro su industrie, e le industrie alle volte sporcano, alle volte fanno rumore, no, NIMBY, no? Esiste il NIMBY, no, not in my backyard, e noi dobbiamo invece, se vogliamo essere una capitale, dobbiamo accettare i sacrifici che fa una capitale.
fumo di Londra, il vestito, si chiama così, no? Perché c'era fumo a Londra, Londra è una città inquinatissima, non che si voglia diventarlo, noi dobbiamo puntare alla sostenibilità, ne parlavo come dicevo ieri a Milano ad un convegno, però insomma dobbiamo accettare anche le corvée, no? Le corvée, e se le accetteremo renderemo paradossalmente la città più sicura, Trieste è una città più sicura, e così secondo me è un modo per uscirne. Una mail di chi prima lamentava la difficoltà di poter intervenire con ma telefoni, insomma, io tacciato mi dispiace. Sulla galleria di Montebello io ho visto tante amministrazioni di sinistra chiacchierare e non fare niente, almeno questa ha avuto il coraggio di farla con tanti problemi, ma l'ha fatta. Tempo fa sono stato tacciato di essere talebano a una mia domanda, ma lui non ricorda, lei non ricorda. Beh, dipende che domanda era, e forse non mi riferivo a questa persona, ma a un atteggiamento talebano, che è un atteggiamento, come dire, che si può riscontrare nel dialogo. E questa questione, credo che, guardi, è vero un punto, no? Chi non fa non falla. Alcune amministrazioni, quando parliamo di amministrazioni di sinistra, chiariamo, ce n'è stata una negli ultimi 25 anni, no? Quindi non so quale fosse la situazione della galleria di Montebello più di 25 anni fa, cioè è difficile, no? Magari era più fisiologica. Bravo il sindaco ad aver affrontato. Detto questo, non sono io, ma è una moltitudine di persone che non sono tutti sinistri ad essersene lamentati. E guardate, c'è un'altra cosa da dire. Ad un certo punto l'ultima amministrazione di sinistra i soldi non li aveva, quindi tante cose non le ha affrontate, così anche non esponendosi a critiche, cioè le critiche che riceveva era non fai niente. Certo, non fai niente, ma ci sono i soldi, come faccio? C'era il patto di stabilità che vietava in realtà ai comuni addirittura di usare le risorse che aveva. Ora, questo il problema, no guardi, mettiamola così, io capisco il punto di vista di questo ascoltatore, cioè dice, ma il sindaco ci sono state però delle critiche puntuali, no, su questa questione, delle critiche puntuali, cioè alcune cose sono fatte bene, è ineluttabile, le cose che sono fatte bene non fanno notizia. Io credo che questa amministrazione delle cose le faccia bene, ma sarebbe idiota dire il contrario, cioè non si può dire fa tutto male. Il tema è ci sono alcune cose che fa male, sulla galleria Foraggi, anche lì non sono state mere lamentele, come dire, no, di quelli che avevano un disagio perché dovevano fare il giro, allora quelli lì hanno fondato un comitato, ecco i soliti comunisti. Non è funzionato così, cioè ci sono state delle incongruenze nella gestione dell'appalto che hanno portato addirittura il comune a fare causa, se ricordo bene, al gestore di quell'appalto, o comunque quantomeno a trattenere, a fare una trattenuta di garanzia, quindi qualcosa non ha funzionato. Signor mio, cioè qualcosa non ha funzionato. Allora, quando qualcosa non funziona, come si danno i meriti al sindaco? No? Una volta è comicissimo, con mia moglie a Miramare una coppia di persone passano, vedono il bellissimo parterre tutto fiorito e fa oh che bel che è questo parterre, che bravo sindaco che avevo. Allora, ed era chiaramente una questione di Andrina Contessa, non del sindaco, però il clima qual è? Cioè se le cose vanno bene si dice bravo sindaco, e anch'io dico bravo sindaco, io gli voglio bene al sindaco, io sono sicuro che vuole bene la città e che tante cose le fa bene, ma altre cose le fa malissimo, cioè, lo dico con lo stesso affetto che avrei verso un fratello o un padre, cioè il tema dei migranti lo gestisce, ecco, non dico come secondo me l'ha gestito, non è un modo opportuno di muoversi, alcune partite ci vedono profondamente su linee avverse, la stessa visione della città, secondo me, la sua e la mia non coincidono, il che non mi rende nemico del sindaco, anzi io mi ritengo amico del sindaco, cioè perché con mia moglie uno ama la montagna e l'altro il mare, mica ci odiamo, cioè, anzi siamo una perfetta sintesi, andiamo in pianura, cioè, quindi no, è ovviamente una battuta, sì, certo. Né, e io mi scuso molto con questo ascoltatore che ha avuto l'impressione che io a lui dessi del talebano. Può essere capitato se ho avuto l'impressione che lo fosse, ma mi scuso a posteriori, andremo a vederci la registrazione, ci andremo a bere un caffè, insomma, sul tema del che offrirò io. Sul tema del silos, nel momento in cui verrà effettivamente sgomberato, pulito, bonificato, sì, sigillato, che poi abbiamo visto anche negli anni le chiusure hanno, sì, portato a nuovi varchi per, certo, poter rientrare, ma questo è un altro paio, certo, di maniche.
rimane il problema di come affrontare l'emergenza di chi rimane fuori fondamentalmente, per dirla proprio in maniera spiccia. Ma il sindaco dice, ogni volta che parla, dice il fallimento della politica di sinistra bravo. E io invece non sono di questa opinione, per esempio, no? Quindi secondo lei la strada è quella dell'accoglienza. Guardate che su questo però voi che state a casa non vi dovete far menare per il naso, perché e alle volte invece succede, cioè non è che se uno dice il fallimento dell'accoglienza diffusa voi dovete bervela, cioè invece quella è integrazione, cioè tu la devi misurare nel lungo periodo, perché la nostra comunità sarà tra 20, 30, 40 anni più complessa. Vedete, io mi ha molto contrariato una pubblicità che ho visto fare dal Friuli Venezia Giulia 1 anno fa, 2 anni fa, che dipingeva il Friuli del futuro, erano tutti biondi, sembravano tutti ungheresi. ma dove vivete? Ma dove vivete? Guardate i mondiali di atletica, cioè ci saranno in Italia di tutti i colori e noi quello che dobbiamo fare è non maltrattarli. E il primo modo per non maltrattarli è integrarli. E il primo modo per integrarli è non metterli in un ghetto, ma metterli lì dove paradossalmente possiamo controllarli, possiamo integrarli, possiamo imparare da loro e insegnare loro. Perché guardate, ci sono tante cose che loro ci possono insegnare. Il valore del tempo, quando queste persone cercano di venderti qualcosa per stare il libricino, quello che loro non capiscono è perché noi non ci fermiamo a parlare con loro. Non lo capiscono e lo trovano disumano e probabilmente hanno ragione, perché per noi questo comanda. E insomma questo non comanda, cioè noi dovremmo essere padroni del nostro tempo, dovremmo essere padroni di chiedere a questa persona come ti chiami, da dove vieni. Questo mica ci vuole rubare il portafoglio, questa è una persona in condizioni di difficoltà dico, è un dialogo e dopo noi gli insegneremo un'altra cosa, no? Gli insegneremo, non lo so, quello che possiamo insegnare, che è moltissimo. Però ecco, lo dico perché cerchiamo forziamo anche voi da casa, anche voi che elettori di centrodestra, forzate una visione che non sia di semplice rifiuto, ma sia di complessità, no? di accoglimento e di ragionevolezza. Se all'ospite in studio non disturba il velo, a me disturba perché dietro c'è tutta una serie di problematiche che entrano in conflitto con la nostra società. Leggi e regole, il burka non è legale per l'Italia, eppure questi girano con arroganza in queste condizioni che io non condivido, non mi piace e mi fanno paura. Ma non è il burka, abbiamo parlato del velo, è una cosa diversa. Io l'ho letta la mente. No, ma va bene, io capisco la posizione, guardi che io non so dove va la società italiana. Nella società italiana, fino a alcuni decenni fa, il velo si usava anche nella nostra comunità. Cioè, in chiesa, in certe parti d'Italia, le donne si mettono in testa il velo. E cosa gli imponiamo loro di toglierlo? Il velo, non sto parlando del burka. Il burka indossato in un luogo dove questo è vietato, impedendo cioè di riconoscere la persona, non è accettabile, riga, perché il nostro è uno Stato laico che non può accettare condotte imposte dalla religione che siano contrarie alla comune convivenza civile. A me, se una donna indossa il velo, a me l'idea di toglierlo mi sembra, come dire, una profanazione, sarebbe come dire una donna che ama stare col décolleté aperto, dirle copriti. No, cioè può non piacermi, ma non ne impongo una mia visione. Chiaro. Cioè ma l'ascoltatore ha tutte le ragioni del mondo, cioè perché nasce dal confronto, no? Un'opinione condivisa, solo che, mi permetto di obiettare, l'ascoltatore cosa fa? Unisce in un unico ragionamento che cosa? Il velo e il burka. Certo. Però sono due temi distinti. Cioè chi arriva qua col burka, ricordiamoci sempre che chi emigra non è l'elite del paese, sono le persone di quel paese in una condizione disagiata, già in quel paese. Quando arrivano qua, cioè già nei loro paesi si dovrebbero evolvere a costumi diversi. E cerchiamo di essere maestri e fratelli.
Dobbiamo salutarla, Pasino, sono le 10 passate, grazie per essere stato con noi, una buona giornata. Grazie tante, buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci a tutti i telespettatori.